oggi ho aperto con queste bellissime immagini, questa bella musica, per far capire che abbiamo bisogno di dolcezza. Avete visto quanta dolcezza, quanto amore, quanto desiderio? Questo dovrebbe essere il rapporto di una coppia, non altro. Il desiderio, l'amore, ma soprattutto la dolcezza che certe donne cercano di trovare e non trovano mai, sempre l'uomo sbagliato a volte, quante volte sentiamo è uno, è due, è tre, sembra che vadano in cerca con lumicino per trovare proprio i più squilibrati, quelli che non hanno niente da dare ma vogliono solo ricevere anche in maniera crudele. Però io questa mattina vorrei parlare di dolcezza, ma anche per far capire, devo ringraziarvi perché domani non ce la farò a ringraziare tanto, perché sapete le puntate volano, le ore volano, perché anche questo Natale è arrivata tutta questa posta, guardate quanta, tutte queste lettere al Banco Solidale, dove abbiamo l'ufficio, perciò io inizierei questa mattina in attesa anche di un ospite molto gradito che è il sindaco Mario Conte, che aveva promesso di venire a farvi gli auguri, ha mantenuto la promessa nonostante anche gli impegni da sindaco, voi sapete che i sindaci ne hanno di più ma sono presenti nel territorio. Io inizierei proprio a leggere questi biglietti, anche perché era un altro ospite, ma poveretta era Cristina Guarda, ha telefonato disperata, aveva una febbre altissima, ho detto non c'è problema, così leggo i biglietti. Allora, iniziamo con questo. Questo si aspetta già a Befana, siamo una dama e a Befana. Regalo bambini. Allora, prodotti per la casa, vestiti, giubbotti per bambini, una bicicletta, buone feste. Questa sera c'è in anticipo. Vediamo un altro biglietto. Cari, io voglio un bene amati, veramente, ma grazie a voi che vi aiuto, grazie a voi, il 5 per 1000, i contributi, tutto quello che arriva. Auguro un buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Se ora si ricordano di venire, prendono anche i biglietti. Oh, questa è lunga. Io mi rendo conto che un grazie non basta nei vostri confronti. Un grazie non è abbastanza per quanta gratitudine vorrei esprimervi. Voi che siete la squadra della salvezza degli angeli, posso dire, siete solo quello. Senza il vostro aiuto tante volte mi sarei ritrovata senza cibo, vestiti e detersivi. E scrive anche qui cuoricini. L'appuntamento con voi è quello più atteso di tutta la settimana, perché è una sicurezza e un grazie per me sapere di poter contare su di voi. Siete persone speciali, con un cuore grande quanto il vostro capannone. Io non so in che altro modo posso dirvelo. Un grazie dal profondo del cuore, che Dio vi benedica tutti. Grazie a Mirella e la squadra. Naturalmente sono tutti firmati. Vediamo la busta lunga. Non si verge neanche. Eccolo qua. Aspetta, perché c'è biglietti. Lungo anche questo. Sono una madre singolo con anemia falciforme. E mi avete aiutato moltissimo, me e mia figlia, nel momento del bisogno, sia con abiti, cibo e anche qualche soldino. Ringrazio Dio e tutti coloro che vi portano cibo e vi permettono anche a noi di averne. Ringrazio Mirella e tutti voi volontari, che Dio vi benedica. Buon Natale, buon anno nuovo. Cari, questo è il Natale di certe famiglie. Pensate che noi cominciamo a novembre, direi bisogno, adesso c'è anche il pellet, fortunatamente che siamo riusciti a dare. Pensate che ci chiedono loro i biglietti, e Mirella, hai un bigliettino che ti scrive un pensierino, oppure anche i volontari. Ho 73 di lavoro, sottopagato 45. Ho lo sfratto del comune, ho chiesto all'INPS una piccola somma e lascio ogni mese un quinto della mia pensione minima. Mi alzo alle 4:30 e vado a fare la donna delle pulizie tutti i giorni. Se sono disperata,
Sto scegliendo il fiume o il mare, proprio per Natale. Auguro comunque un buon Natale a tutti e ringrazio Mirella, mi ha scritto anche in rosso, per quanto sta facendo per molta gente e per me. Ma pensa chi è questa? Poi devo chiamarla questa, perché è in crisi un po' questa. Leggiamo ancora un altro, poi vediamo dalla regia quando mi dicono. Devo avere anche una telefonata, mi sembra che sia anche Rinaldo in linea. Aspetta che leggiamo anche questo, poi sentiamo Rinaldo. Il Natale è una carica per le nostre anime. Ci spinge a pensare agli altri piuttosto che a noi stessi e orienta i nostri pensieri verso il dare. Un grazie di cuore per quello che fate per me e per tutti gli altri. Vi auguro un buon Natale. Allora, ecco, io penso che veramente questi biglietti facciano molto pensare, molto riflettere. So che è arrivato anche il sindaco, aspetto Rinaldo perché ha da fare gli auguri al sindaco, sennò dopo il me mai disse, di Natale non posso fare questo. Allora, grazie sindaco, come aveva promesso, non è in presenza ma è collegato, che poveretto è anche bravo a collegarsi, avrà le mine sotto la sedia. Allora sindaco, intanto io voglio sentirle però, farle sentire quello che ha detto Gino Cecchettin quel giorno a Villa Margherita, perché è doveroso che lei sappia, ecco, perché se ho fatto e abbiamo fatto bella figura è anche merito suo che ci ha lasciato, ecco, a disposizione questa meravigliosa villa per fare una Villa Margherita inclusiva che serve anche a questo, a unire le associazioni e a far sentire il calore a quelli che sono in sofferenza. Andiamo a sentire Gino Cecchettin. Tutti, bene. Vicino a Giulia naturalmente, a Giulia. Io mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza perché ho visto tantissime foto di Giulia e un papà non riesce a non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata. Poi la storia è ancora molto fresca per me e dopo tutto il cancan mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità. Però non potevo esimermi da venire ed accettare l'invito per questa inaugurazione di presepe in favore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa o racchiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti, veramente continuate. Sono contento che anche da un'altra tragedia i genitori di Mattia abbiano trovato la forza veramente per poter portare avanti un messaggio dalla loro esperienza ed è quello che cercheremo di fare anche noi. Giulia amava i presepi, mi ricordo che un anno mi ha portato a vederne ben 3 presepi viventi, presepi di tipi. E al tempo dicevo, Giulia, ma ormai per esempio è qualcosa di fuori tempo, no? Ricordo, ma perché li vuoi vedere? No, ma perché il presepio, mi diceva, cristallizza un momento di bellezza, di rappresentazione di serenità e di pace. Effettivamente, pensandoci bene, un presepe ha solo cose belle, non vediamo nel presepe cose brutte, forse continuiamo a rappresentarlo dopo tantissimi anni, dopo 2000 anni, perché forse è un esempio di come vorremmo il mondo, no? Con pace, tranquillità, ognuno che fa il suo lavoro, fa del bene senza l'ingerenza del male. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. Vi ringrazio ancora tutti della vostra testimonianza e un buon Natale. Allora, Sindaco Conte, è doveroso che io facessi sentire queste parole, spero che anche lei lasci un scritto, che poi abbiamo fatto questo libro delle associazioni, non dei cittadini, per ringraziare questo uomo, questa famiglia che ha saputo dare veramente un input incredibile. È riuscita a far rumore su questo profondo nord, su questa sonnolenza, su questa pigrizia, mi novò combata. Invece abbiamo visto che quando si riesce a toccare
il cuore delle persone, anche delle associazioni che hanno risposto per la prima volta tutte assieme in un grande abbraccio, è molto importante. Prego Sindaco. Ringrazio Gino Cecchettin per aver onorato con la sua presenza questa bella iniziativa che è tua e delle associazioni che hanno aderito. Noi mettiamo soltanto a disposizione degli spazi che sono magnifici e ora sono anche riempiti di contenuti importanti, soprattutto da un punto di vista valoriale e nel caso di questo presepio anche artistico. Poi insomma la vicenda di Giulia Cecchettin però pare non averci ancora insegnato nulla, nel senso che dopo Giulia in realtà ci sono stati altri femminicidi e questa conta drammatica di un femminicidio ogni 3 giorni continua inesorabile, segno evidente che c'è ancora tanto da lavorare da un punto di vista culturale nella nostra comunità. Iniziative come quella del presepe dedicato a Giulia Cecchettin vanno esattamente in questa direzione, quella di sensibilizzare, aprire le coscienze, aprire gli occhi, perché quanto è successo non succeda più, speriamo, anche se abbiamo capito che i tempi non sono ancora maturi per fermare questo tipo di violenza. Ecco, io non mi arrendo, mi pare di capire che noi non ci arrendiamo, col tuo entusiasmo, la tua grinta, la tua passione riesci a catalizzare tutte quelle realtà che vogliono mettersi a disposizione per questo progetto e credo che sia davvero qualcosa di straordinario. Mi piace la pacatezza, la riservatezza, la profondità di Gino Cecchettin, che in un momento di grande dolore sta riuscendo comunque a generare energia positiva soprattutto per le persone che stanno attorno e per l'intera comunità. Quindi davvero ti ringrazio, perché questo è un segnale davvero straordinario che hai saputo dare alla comunità trevigiana. Ringrazio ogni singolo artista che ha partecipato alla composizione di quel presepe e ringrazio tutti coloro che ogni giorno animano le stanze di Villa Margherita all'insegna dell'inclusione. Allora Sindaco, ieri non ho avuto solo Gino Cecchettin, ho avuto anche Vincenzo Gualzetti, era collegato da Bologna, il quale ha perso l'adorata e unica figlia di 14 anni, massacrata, presa a pedate dopo che l'aveva accoltellata da un coetaneo. Questo coetaneo non finiva più di piangere ieri. Vincenzo Gualzettin, che ho invitato a Villa Margherita, Sindaco, ho chiesto di portare anche lui la foto di Chiara per esporla a Villa Margherita, per far capire che non è finita, che dobbiamo continuare a lottare come ha detto lei, grazie a questo spazio meraviglioso, immenso, che è di fronte a una strada molto frequentata, perciò visibilissima, chi non passa di là e non vede la foto. Ma soprattutto quando gli ho chiesto che condanna ha avuto questo ragazzo. 14 anni, Sindaco. Pensi che ha preso addirittura, ha sfigurato il volto a pedate di questa ragazza, poi è andato nei social, contento di averlo fatto. Allora Sindaco, io le chiedo, visto che lei è vicino e rappresenta anche un partito che è al governo, oltre a pensare al ponte di Messina, la pista da bob e tutte quelle opere che forse quando dicono noi italiani bisogna vedere se siamo d'accordo, di pensare che forse la giustizia va presa in mano in maniera incredibile, va girata. Non può essere che Vanessa abbia fatto 3 denunce, 3 volte, e qualcuno dica dovete denunciare, sì, per far cosa? Per far cosa? Ecco, io Sindaco, il regalo che vorrei di Natale che lei dicesse, che si impegna a parlare, abbiamo una premier al governo, una donna, abbiamo molti rappresentanti del suo partito che forse devono pensare più alla comunità, queste comunità che sono disperate. Lei ce la sta mettendo tutta, perché veramente, io continuo a dirlo, Treviso è tranquilla, non abbiate paura, non lasciatevi ingannare dai messaggi negativi. Quanti siamo? Alla fine parliamo di 3-4 persone. Però bisogna che qualcuno si muova. Lei è forte perché i sindaci con lei, io lo dico a tutti i sindaci, dovete fare squadra, dovete battere i pugni, perché voi avete la forza, avete i numeri che sono i cittadini, voi dovete farvi ascoltare di più, Sindaco, siete voi la forza, noi i ministri che non li conosciamo neppure se passano per la strada. Prego Sindaco. No, Mirella, guarda, hai ragione davvero da vendere, nel senso che l'obiettivo di ogni sindaco è quello di proteggere la propria comunità. Ovviamente noi lo possiamo fare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che talvolta
sono insufficienti o sono inadeguati a quelle che sono le sfide che dobbiamo affrontare, però soprattutto sul tema dei femminicidi. Se noi vogliamo proteggere le donne ed educare gli uomini, ci serve che ci sia una filiera anche normativa che ci consenta di fare questo, perché adesso lasciamo che vengano fatti tutti i chiarimenti del caso, però il tema a volte della sottovalutazione dei casi è un tema reale che deve essere affrontato con responsabilità. Io, guardate, ringrazio anche le forze dell'ordine, perché non è facile, se poi noi entriamo in ogni caso specifico, non è facile capire la gravità dei casi, perché oggi parliamo di questo caso, però chissà anche quanti altri ne hanno risolti e quanti femminicidi sono riusciti a evitare, non possiamo non pensare questo. Poi è vero che ci vuole la certezza della pena, è altrettanto vero, come dice il ministro Nordio, che la certezza della pena avviene a femminicidio compiuto, quindi comunque è una giustizia tardiva. Noi dobbiamo lavorare da un punto di vista culturale, la cultura del rispetto tra le persone, rispetto tra donne e uomini, tra uomini e donne, e su questo io non mi voglio arrendere, anche se non vi nascondo che poi quando succedono episodi come quello di Giulia Cecchettino o quello di Vanessa, sembra quasi che tutto il lavoro fatto di sensibilizzazione, di promozione sia vano e sia inutile. Ecco, io penso che non sia così. È altrettanto vero che poi dobbiamo fare delle riflessioni anche individuali, cioè ognuno di noi deve capire qual è il limite che non deve essere superato e poi capire anche il perché di certa violenza. L'ultimo caso di cui parlavi te è una cosa che lascia davvero sgomenti, perché nelle modalità, nell'età e soprattutto nell'esito, dove una giovane ragazza è morta. Allora mi chiedono, ma se una volta dopo Carosello ti mandavano a letto perché volevano proteggere i bambini da certi tipi di contenuti che andavano in onda dopo le ore 20:30 della sera e erano contenuti molto più leggeri rispetto a quelli che vediamo oggi, però volevano evitarti magari scene un po' sexy, volevano evitarti scene di violenza. Oggi le serie TV su Netflix sono tutte condensate di violenza durissima. I film pornografici sono a disposizione H24 in tutti i telefonini che hanno i ragazzi. Cioè oggi non c'è più una protezione nei social network, in internet e nelle televisioni. Allora io credo che anche da questo punto di vista noi dovremo fare una riflessione per capire se questi ragazzi, soprattutto nella fase della loro formazione, della loro formazione quando sono più giovani, nella formazione della loro coscienza, sia corretto proteggerli o meno, perché stiamo vedendo delle scene, una violenza davvero inaudita anche nelle modalità. Io penso che io non so come si fa e io non sarei in grado di uccidere una persona con le stesse modalità che stiamo vedendo. E mi chiedo, ma com'è possibile che questi ragazzi abbiano questa forza e questa capacità di compiere questi gesti? Evidentemente nel mondo di internet, in certa televisione, è tutto troppo concesso, e credo che anche da questo punto di vista la politica debba fare una riflessione se sia il caso di proteggere i nostri ragazzi, soprattutto in quella fase particolarmente delicata della loro vita che è la loro crescita. Allora, papà Vincenzo Gualzetti sta raccogliendo delle firme per far eliminare la legge che prevede se uno è minore viene decurtata la pena. Lui dice non è possibile che si faccia questo, è una raccolta molto importante, anzi invito tutti, poi vi darò anche il modo per sapere dove dovete andare a vedere, perché non è possibile che questo ragazzo, dopo quello che ha fatto, da 14 anni ne faccia 6 e 7. Questa figlia unica, adorata, ha perso, pensi sindaco, anche lui la moglie con Guido Cecchettin l'anno scorso, perciò è completamente solo con questa disperazione. Ecco, anche questa, hanno fatto le leggi a persona, ma hanno pensato alle leggi per migliorare la società e far mettere anche voi in sicurezza, sindaci, di non avere 1000 problemi come li state vivendo
lasciati completamente, lo dico io, soli. Ma quale codice rosso? Ma quale codice rosso se abbiamo 3 denunce e nessuno interviene? E poi qualcuno dice denunciate. Capisce, Sindaco, che dovete battervi per questo? Perché siete voi la nostra voce. Noi non ci ascoltano, Sindaco. Non esistiamo. Prego. Questi sono gli episodi che poi allontanano i cittadini dalle istituzioni, perché viene meno la credibilità e la fiducia. La credibilità da parte delle istituzioni e la fiducia da parte dei cittadini, che non vedono una risposta adeguata a quello che è stato un problema, perché tutti noi capiamo che un problema nella società può esserci. L'importante è che poi ci sia una reazione adeguata per risolvere quel problema. Se viene a mancare quel passaggio, vuol dire che le istituzioni sono distanti dai bisogni della gente. Però io, da questo punto di vista, continuerò a combattere, continuerò a sensibilizzare, a chiedere maggiore attenzione, maggiore rispetto, maggiore tutela, perché il mio obiettivo è quello di proteggere la mia comunità. A volte ci riusciamo, a volte ci riusciamo meno, ma quando non ci riusciamo è perché ci mancano gli strumenti. E quando ci mancano gli strumenti noi continueremo a chiederli a gran voce, perché su questa battaglia io credo che non debba esserci nemmeno divisione politica, debba esserci un'unione di intenti che porta alla protezione della nostra comunità, che siano giovani o meno giovani, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con le proprie criticità, devono essere messi in sicurezza. Quindi ovviamente la certezza della pena io credo sia certamente una risposta importante, postuma. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Allora vediamo se Rinaldo è in linea. Rinaldo? Ciao Mirella. Pensavo che ti fossi da beverti anche un caffè. Vai Rinaldo. Sono d'accordissimo con quello che dice il sindaco, non avevo dubbi che avesse idee. E dopo dei femminicidi non voglio neanche parlare, perché se dico qualche cosa vado fuori del seminato. E ora il sindaco devo via tanti di sindacia. E dopo è vergognoso, perché mi fidaria ai parenti dei fiori che aveva qua. Gli dai i suoi parenti di senatori. E dopo lasciamo perdere perché se ne dai. Innanzitutto con i tuoi terine ti mi ha portato quando che ero putero, quando che Nadal era Nadal, passato, che gli altri puteri piccoli, gli avevo il cuore gonfio di felicità perché aspettavamo sto Nadal, che Babbo Natale ne portasse qualcosa, perché non avevamo niente. A me mi era portato un stoppetto, purtroppo. Veloce Rinaldo, perché il sindaco deve andare via a fare gli auguri, dai! E ora sta dicendo, caro sindaco, ti faccio gli auguri, non ti auguro niente perché ti dà già tutto, ti dà è la solidarietà di tuoi elettori, che conosciamo tutti perché persona che ti è. L'unica roba che ti auguro, tanta salute e che ti possa andare avanti a governare e a tuo Treviso per altri 100 anni. Ciao sindaco e buone feste e buon Natale. Allora sindaco, lo so che lei ci deve lasciare perché capisco, ecco, non si preoccupi, vuole fare gli auguri, si ferma ancora 5 minuti, veda lei. Grazie, intanto ringrazio Rinaldo per l'augurio, che credo che sia quello più importante, di avere la salute. È un augurio che voglio fare anch'io alla mia comunità. Insomma, è un periodo dove la nostra serenità è minata per tanti temi a livello mondiale. Basti pensare che abbiamo 2 guerre alle porte, una in Europa, una alle porte dell'Europa. C'è l'inflazione che mette tutta la nostra comunità in ginocchio da un punto di vista dei costi della vita, che ci mette in difficoltà e ci fa vedere tutto più complicato. C'è il tema che la comunità si spacca di fronte ad ogni tema, sui femminicidi, chi pensa a una società patriarcale, chi non è d'accordo, insomma si cerca di mettere contro donne, contro uomini, uomini contro donne. Ecco, io credo che il Natale, quello di Gesù bambino, no? Quello del cucù, che ho letto anche in questi giorni, che addirittura per non ferire le sensibilità sostituiamo la parola Gesù con cucù. Ecco, mi pare che ci sia una deriva ideologica, francamente, che non può di certo far bene alle nostre comunità, però l'appello che io faccio è quello di
fermarci un attimo a Natale, ritrovare un po' di equilibrio con noi stessi, con le persone a noi cari, in famiglia, con la nostra comunità, perché abbiamo bisogno di una comunità unita, una comunità solidale, una comunità che fa della fratellanza un elemento chiave per guardare al futuro insieme, e spero che sia anche un Natale dove non ci voltiamo dall'altra parte se veniamo a conoscenza che qualcuno sta meno bene di noi, e anzi lo guardiamo negli occhi e gli tendiamo la mano per poter regalare anche a queste persone un sorriso. Quindi un Natale sostenibile e di solidarietà. Quando parlo di solidarietà, ovviamente, Mirella, non posso che pensare a te e alla tua associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che sta facendo tanto bene nelle nostre comunità, tanto bene per le persone che hanno bisogno, tanto bene per le persone che temporaneamente finiscono magari per vivere un periodo di grandi difficoltà. Però l'importante è che ci sia sempre qualcuno pronto ad aiutarti, a tenderti la mano per farti rialzare. Ecco, io dal Natale per i trevigiani spero questo e auguro questo, che sia un Natale di solidarietà in un periodo caratterizzato da tante difficoltà ma anche tante opportunità, se sapremo dimostrarci comunità unita, e sono convinto che sarà così, perché io amo la mia comunità, amo servire la mia comunità e amo farlo proprio perché mi ha dimostrato in questi anni di essere straordinaria nei valori, e credo che anche questa volta non mi deluderanno, e quindi auguro davvero un sereno Natale a tutti quanti, ma soprattutto un 2024 ricco di soddisfazioni e speriamo possa essere un 2024 caratterizzato da notizie più positive rispetto a quelle di questo fine 2023 che ci hanno tolto la serenità. Allora ringraziamo anche noi il sindaco Mario Conte, grazie veramente, tanti auguri sindaco a lei, a sua mamma, alla famiglia, a tutta la giunta, glieli facciamo di cuore, anche se sa che lei forse è quello che è più nel nostro cuore, perché è quello che veramente chissà quante volte lo avranno tirato per la giacca sto povero sindaco, dicendo che ma cosa che gatto dato che a Villa a Mirella. Comunque cambiare giacca. Tanti auguri sindaco veramente di cuore, e la lascio, e ancora grazie con le immagini veramente di questo saluto che ha fatto anche la mamma Battistetti col papà e la sorella, e anche con questo papà Cendron della adorata figlia Marianna che non ritorna più a casa, così la lasciamo andare. Noi vediamo questo bellissimo intervento molto commovente. Grazie, grazie sindaco, buon Natale. Ciao, Mirella, grazie. Grazie di tutto. Grazie. Auguri anche da parte di mia mamma, se no c'ho più parole. Grazie, veramente buona giornata. E mi hanno commosso le parole ieri sera di Mirella, che ha detto che ci lasciava dicendo Giulia e Mattia saranno insieme. Grazie a tutti. Un'altra mamma, un'altra perdita, Gino. Io le ho conosciute tutte. Questa voglia di lottare, di superare questi ostacoli, queste perdite terribili. Io sono la mamma di uno dei 4 ragazzi morti il 14 luglio 2019, lasciati annegare dentro un canale. È vero, oggi è freddo, quel freddo che anche mio figlio, come Giulia, ha provato, come anche i suoi amici hanno provato. E per me una cosa molto importante è far capire, come dico sempre a Mirella, che noi siamo qui tutti uniti insieme per una cosa sola, per fare rete, per unirci, per far capire l'importanza che hanno le nostre vittime, perché loro non possono difendersi da soli, ma dobbiamo noi essere forti a difendere loro. Quando ho visto Giulia ho immaginato, perché mio figlio è rimasto dentro l'acqua fino all'ultimo, perché non potevano tirarlo fuori, ho pensato subito alla frase che ha detto Mirella, e ogni tanto vado nel lago
vedo i pesciolini e gli chiedo che cosa ci sono detti fino all'ultimo minuto. Quindi io spero che anche l'associazione che ho formato, che è Vittime sulla strada, la quale non riesco a far comprendere che anche chi muore sulla strada è una vittima e ha la stessa importanza. E gli amici delle persone scomparse. Noi diamo gratuitamente i nostri legali, i nostri psicologi, tutte le persone che comunque hanno passato questo dramma. E siamo presenti in tutta Italia, quasi in tutta Italia, come Penelope. Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino, ben arrivato. Ciao Mirella, grazie che posso rispondere e chiedere un parere. Intanto complimenti a lei e al sindaco che ha elencato tutte le mie idee, però ha detto un po' poco del presepio, che non mi piace vedere, non bisogna dare questi segnali, 2 donne senza San Giuseppe, le nostre tradizioni devono resistere e nelle scuole devono smettere le presidi e non presidi che vogliono cancellare i presepi, i canti, ma è ora di finire, la nostra tradizione è tradizione cristiana. Se tu vai in un paese di quei musulmani, eccetera, eccetera, devi levare le scarpe, eccetera, eccetera, è una cosa incredibile. Va bene, comunque ha parlato bene. Voglio dire, signore, sono stato a Napoli settimana scorsa, io ho lasciato volentieri, come c'è la tradizione là, il caffè per l'altro. Magari anche qui in altre parti ci fosse questa cosa, di regalare all'altro, allora la testa e comincia a cambiare. Io la vedo così. Perché se no non si ne viene fuori. I giovani devono capire che la donna è al pari dell'uomo e la morte non c'entra, ci si lascia piuttosto. Va bene, non voglio dire altro perché guardi, se no ce ne devo dire fin troppo. E faccio tanti auguri, signora Mirella, di buon Natale, buon anno e anche al sindaco e tutta la redazione. Grazie. Grazie Carolino, rincambiamo gli auguri, parole vere, quelle che ha detto, dobbiamo riflettere sui valori nostri, sulle nostre tradizioni. Pubblicità. Allora, io direi veramente di fare tutti un momento di riflessione, sono momenti veramente drammatici per molte famiglie. Avete sentito quel biglietto che ho letto da rabbrividire, ne parlo adesso, che è collegato con noi Emilio Viafora, segretario regionale Sunia Veneto, che è collegato con noi, pensate in Calabria ma si è collegato. La ringrazio veramente segretario per questo incontro molto importante, perché vorremmo capire perché qualcuno non ascolta i bisogni della comunità, che sono i bisogni dei fragili, degli ultimi. Come ho detto prima al sindaco Mario Conte, noi siamo stanchi di tante infrastrutture che hanno un punto di domanda. Noi avremmo bisogno che si calassero nella realtà che abbiamo bisogno, che è quelle delle fragilità, le case, le residenze per i diversamente giovani, come li chiamo io, gli asili, e invece si parla d'altro. Prego segretario, cosa ci racconta? Ma io sono assolutamente d'accordo con lei. Tra l'altro sentivo prima i suoi commenti e quelli anche di chi interloquiva con lei relativo alle nostre tradizioni e al nostro essere in questi giorni impregnati anche di tanta spiritualità per il Natale. Io penso che il migliore modo, tra l'altro, per onorare queste nostre tradizioni è farci carico delle persone più deboli, delle persone che rischiano la marginalità, di essere esclusi, diciamo, da una vita piena. E il problema dell'abitare, il problema di avere una casa dignitosa per molte persone, per persone fragili, sia magari dal punto di vista della salute o dell'età, e sono in Veneto una vera e propria emergenza. Ci sono famiglie che sono state divise, ci sono padri che vivono nelle auto, bambini che non hanno e non possono frequentare pienamente, assiduamente la scuola, a causa di appunto una casa. La casa è la famiglia in qualche misura, è un bene fondamentale per tenere unite le persone e per dare a queste persone un minimo di vita anche dignitosa. Noi non possiamo affidarci soltanto alla carità,
abbiamo bisogno di politiche e di investimenti che, come diceva lei, più che guardare, diciamo, a queste infrastrutture che oramai stanno consumando anche il territorio, invece forniamo la società di case accessibili, perché i prezzi sono diventati impossibili per molte persone, soprattutto per i giovani, che forniamo servizi adeguati all'infanzia perché le famiglie possano crescere. Vede, si parla molto del fatto di quello che viene chiamato l'inverno demografico del nostro paese, nel senso che non si fanno più figli, che le donne a volte rinunciano ad avere figli per assicurarsi il lavoro. Bene, se avessimo una società più ordinata, in grado di corrispondere alle esigenze delle famiglie, noi avremmo maggiore possibilità che le giovani coppie facciano figli, altrimenti diventa un atto quasi di responsabilità. Uno fa un figlio, sicuro che può assicurargli servizi, può assicurargli un futuro, e se non ha tutta quanta questa rete noi rischiamo di creare marginalità e creiamo anche, me lo consenta perché lo sento molto questo fatto, continuiamo ad escludere le donne dai lavori più importanti, quelli che richiedono più impegno, più attenzione, perché devono essere madri, devono essere lavoratrici, devono essere persone che si fanno carico anche delle persone deboli. Io penso che noi dobbiamo puntare a una società in cui i diritti si accompagnino al benessere, perché non ci può essere benessere se non include anche quelli che oggi hanno scarsi diritti a una vita adeguata. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Padova proprio del Sunia Sfratti, e poi lo commentiamo col segretario Via Fora. Andiamo. Via Astico ad Altichiero, sfratto esecutivo di una famiglia di origini marocchine, mamma, padre e 2 figli. La moglie non vuole lasciare la casa e si è barricata in una stanza. Lo sfratto avviene per morosità. Pare che ci fossero in ballo dei lavori da scalare dall'affitto. Gli inquilini, forse mal consigliati, hanno sospeso i pagamenti perché i lavori non venivano effettuati e il proprietario gli ha mandato lo sfratto. Quindi adesso pare sia il terzo accesso, viene eseguito e i 2 figli e Camel staranno in macchina perché non c'è una soluzione. Fino ad ora i burocrati del comune hanno risposto che non c'è una soluzione, quindi adesso vediamo cosa fare e si arrangeranno in macchina, non so, adesso vediamo cosa fare. A sostegno della famiglia sfrattata, oltre al Sunia, alcune famiglie che da lunedì scorso hanno iniziato un digiuno a staffetta per sensibilizzare i padovani sull'emergenza abitativa. Ogni giorno viene recapitata una lettera al sindaco Giordani e quel giorno chi la consegna non mangia. Al momento sono una trentina le famiglie sotto sfratto in provincia di Padova. Sono stranieri, italiani, anche anziani. Pubblicità. Ed è arrivato anche a fare gli auguri un altro sindaco a voi caro, che è Marco Della Pietra, sindaco di Spregiano. Grazie sindaco. Perché te me guardi così con chi oggi? No, erano occhi belli, erano occhi natalizi. Chissà, no, ma io so perché. Perché lui non vorrà dirlo, ma lo dico io. Ha fatto un'azione bellissima. Sta buona, non c'entra niente il sindaco. Allora, la multinazionale, sono 2 o 3, che cercano di prendere tutto dal territorio e non gli sa neanche Iossia che altri. Gli mancava anche la burocrazia che li farà diventare ancora più forti, spero di no. E Rea Regina che avevamo del volontariato. C'è qualche sindaco che si è reso conto che bisogna aiutare anche quelli che hanno veramente bisogno, che sono bambini, che sono diversamente giovani, che sono famiglie, che non hanno questa possibilità di arrivare a quelli che vi ho detto io. E allora forse qualche sindaco si ricorda che ci sono anche questi bambini gravemente ammalati. Ecco, questo sindaco ha fatto una di queste cose. Non diciamo cosa, perché non è giusto, non diciamo a chi, perché non va bene, però lui l'ha fatta. E Mirella l'ha premiato e l'ha fatto venire in trasmissione, perché qui vengono quelli bravi, quelli che veramente
sanno arrivare nel cuore delle persone, ma con aiuti concreti, no con ciacque, bla 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 bla, e dopo pacca sua spaia, ciao, chi le vede. Prego sindaco. Bisogna stare attenti a parlare fuori dalle telecamere con te. No, comunque, ecco, io non dico neanche io nulla, insomma, tanto si sa, ma se posso, ecco, lancio questo messaggio anch'io. Sappiamo chi è in difficoltà, lo sappiamo tutti, noi sindaci magari un po' di più perché ne vediamo di più, però anche il singolo cittadino ha a che fare quotidianamente con persone in difficoltà, che non significa per forza difficoltà gravissime, può significare anche qualcosa di meno grave, e allora ecco, l'augurio è che questo sia un Natale davvero di solidarietà e di aiuto, di mutuo soccorso tra le persone, perché sapete, oggi possono aver bisogno gli altri, domani possiamo aver bisogno noi, è così altalenante la situazione, così difficile, no? Sapere cosa ci riserverà il domani, e si va avanti giorno per giorno. Andando avanti giorno per giorno può succedere di tutto, per cui io credo che bene lo spirito di solidarietà, che è la cosa che deve animarci, però ecco anche un po' di egoismo da questo punto di vista, nel senso che se non sei solidale, se non lo vuoi fare sappi che domani potresti aver bisogno tu, e quindi credo che sia uno stimolo in più. Allora, collegato con noi, il sindaco della Pietra, c'è Emilio Viafora, che è segretario regionale del Sunia del Veneto. È in Calabria, ma si è collegato per fare gli auguri, ma soprattutto io vorrei chiedere, segretario, cosa chiederebbe a questo sindaco della Pietra che è in prima linea, che riesce ad andare anche controcorrente delle volte, che ha il coraggio di metterci la faccia anche su questioni spinose. Ecco, cosa chiederebbe lei a questo sindaco che rappresenta anche i sindaci? Prego. No, io non posso che complimentarmi tanto con il sindaco per le parole che ha detto. Che cosa gli chiederei? Di fare opera di proselitismo in tanti sindaci che invece non hanno questa stessa sensibilità. A me è piaciuto moltissimo una cosa che ha detto il sindaco: la solidarietà è anche un modo come tutelarsi, perché oggi c'è uno in difficoltà, ma nessuno garantisce a noi che non possiamo avere delle fragilità che cambiano la nostra condizione di vita. Una comunità è importante nella misura in cui sa riconoscere gli altri, tutti quanti gli altri. C'è una bellissima canzone di Mannoia che dice che ognuno nella storia, ognuno è un pezzo della storia collettiva e ognuno ha una dignità. Io penso che l'azione del sindaco, anche la ritrosia con la quale parla di queste operazioni che ha fatto di solidarietà e di presa in carico di una fragilità, sta a significare che fare il bene significa anche avere una discrezione, perché anche i poveri vanno rispettati nella loro, o le persone fragili, nella loro dignità appunto di essere umani. Io penso che questa è un'operazione, come sta facendo lei in tante trasmissioni, di affermare un'altra cultura che più di guardare alle cose, che più che di guardare all'avere, sa guardare all'essere, alle tante soggettività che sono una ricchezza anche quando vivono in un momento di difficoltà. Per cui io mi auguro che questa azione il sindaco la promuova anche con i suoi colleghi, perché tante volte vediamo insensibilità. Abbiamo visto il servizio, no? Che veniva da Padova, ma come si fa a non trovare una soluzione e consentire a due bambini insieme al padre di vivere in un'auto? Io penso che questo sia uno schiaffo a noi tutti, che ci chiama a una responsabilità, al di là di quello che pensiamo, al di là di quello che facciamo. Ognuno deve farsi carico. Guardi, io mi accingo a festeggiare con i miei il Natale, l'ho invitati ad essere parchi. Se noi utilizzassimo, se noi tutto il cibo che verrà sprecato durante questi giorni, lo sa quante persone potremmo aiutare ad avere un pasto caldo, persone che magari per fortuna vengono a volte assistiti dalla Caritas o da altre associazioni e che facciamo finta di non vedere, che invece vivono a fianco a noi e di cui dobbiamo avere il giusto rispetto. Ecco, io penso che il sindaco può aiutare a fare questa azione e mi auguro che il suo sia un esempio virtuoso che venga imitato e venga anche assunto da altri.
Io penso che il ruolo dei sindaci è un ruolo importante e le istituzioni hanno un rapporto con i cittadini positivi nella misura in cui sanno farsi carico dei problemi della comunità che amministrano e governano, per cui non ho da sollecitargli niente, lui ha già, come si chiama, tutte quante. Un fan, ha visto, sindaco della Pietra, che ha trovato un fan questa mattina, anzi colgo l'occasione, visto che ha nominato la Caritas segretario, di fare gli auguri a Don Baratto, che ha preso il posto di Don Davide Schiavon alla Caritas Travisina. Ecco, avremo un nuovo rappresentante della Caritas, che ringrazio, l'ho conosciuto, una bravissima persona, molto vicino agli ultimi, ma molto molto vicino, e penso che veramente sia stata una scelta ottima da parte del Vescovo Tommasi di fare questa scelta. Allora, sindaco della Pietra, come commenta? Parole importanti, bisogna ricordarsi degli ultimi, ma mancano le case, le case, non ci sono le case, cosa vuole dire? Allora, intanto ringrazio il segretario, ma io non è che abbia fatto poi tanto. A volte, perdonatemi, faccio un piccolo inciso, a volte si critica, no, questa società che è improntata anche molto, no, sulla comunicazione, forse troppo, no? Social e via dicendo. Però ecco, io credo che se usati in maniera corretta invece possono essere uno strumento molto valido. Io non è che abbia fatto molto, mi sono limitato a dare un po' di visibilità, tra virgolette, tra chi mi conosce della problematica, e insomma è andata poteva anche essere... Non è vero, sindaco, perché Via Fora ha detto una cosa importante: non tutti i sindaci sono sensibili, mentre io quando chiamo questo sindaco o altri sindaci, quelli che mi rispondono subito, lo dico, perché non è vero che tutti sono così. Allora, quando c'è una necessità che Mirella chiama, e loro sanno benissimo che quando chiamo non è per me o per invitarli perché c'è un'altra persona che li invita, è perché c'è un problema urgente e grave che va risolto subito. E non è che mi dicono Via Fora passa domani o chiamami domani, subito, nome, cognome, indirizzo, vai. Ma quello prego. È solo perché sappiamo te come sei, se ti diciamo di no, allora vedo che anche il segretario no, perché sappiamo, quindi onde evitare adesso, a parte tutto, sì, io credo che la sensibilità, comunque, so che poi tu mi dici di no, ma la sensibilità c'è ovunque. Molto spesso magari, sai, io sono anche 8 anni che sono sindaco e conosci delle dinamiche anche per cercare di mettere subito a terra quello che viene chiesto. Magari chi è un po' meno navigato o chi magari ha anche meno risorse, perché attenzione, dopo questa è sempre la parte, e parlo non solo di risorse economiche, ha qualche difficoltà in più, però la sensibilità sono sicuro ci sia. No, in ordine a quello che dicevi tu poc'anzi, sì, è vero, mancano le case, è vero che più che altro mancano le case a norma, sistemate. Di fatto con anche l'associazione comuni, adesso io sai che sono presidente del centro studi, abbiamo fatto un passaggio sull'abitare, è un po' complesso, non ti sto a spiegare tutta l'operazione, diciamo, ma che praticamente coinvolge tutte le parti sociali e cerca di dare risposta al problema dell'abitare, non solo tra l'altro per l'emergenza abitativa, per la quale comunque ci sono delle linee, diciamo, che tutti seguiamo e cerchiamo di essere pronti, ma anche per quelle nuove emergenze abitative o per quelle difficoltà, vuoi anche lo studente fuori sede, attenzione, certo, è un problema anche quello, è un esempio questo, in modo tale da riuscire a andare incontro anche a chi ha delle difficoltà a pagare un affitto pieno, specie in questo periodo. Però, sindaco, dobbiamo anche copiare delle volte delle cose buone che fanno anche in altri paesi. Ad esempio in Francia queste abitazioni, che non sono a norma, come dice lei, non si possono affidare, sono state date dopo quello che entra, sembra proprio l'onere che ha è quello di metterla a posto, ma intanto trova un alloggio. Perché non si può fare anche qua? Ma di fatto è un po' la ratio che abbiamo, è che molto spesso, e quindi bisogna tirare dentro anche il privato, chiaramente, perché non ci sono solamente edifici pubblici da adibire no? E molto spesso ci sono anche appartamenti o comunque luoghi privati che sono sfitti
e quindi bisogna cercare di trovare il giusto equilibrio, anche perché poi non è neanche corretto che ci sia il privato che ci rimette, ecco. Quindi bisogna trovare un sistema un po' più ampio che preveda dei contributi sicuramente, che possono essere dati dagli enti adesso di vario grado, ma anche insomma che non ci sia una disparità anche nei confronti di chi lo mette a disposizione. Non è semplice, però bisogna iniziare. Bisogna iniziare, anche perché vedere questo papà che dorme in macchina con due creature lo trovo scandaloso, su una città come Padova, capitale della solidarietà. Lì è proprio un'altra cosa, lì bisogna intervenire. Per forza, lì sì. Oppure l'Atere a Treviso, che con tutte le... anzi sentirò anche il presidente dell'Atere, che questa mamma con questi bambini è arrivata a casa e ha trovato tutto sigillato ed era su una strada. Ecco, capite che prima di agire bisogna pensarci bene quando ci sono dei minori e poi ritroviamo i minori fuori di testa. Pensate, con i traumi che passano certi, bisogna anche capire cosa c'è dietro la bettaglia. Sentiamo, perché il tempo corre, devo fare tante domande. Segretario, come commenta le parole del sindaco? Io volevo dire al sindaco che siccome dice di essere impegnato con il centro studi, diciamo, dell'ANCI, sa che insieme al presidente, che è il sindaco di Treviso, come Sunia, come altre associazioni, abbiamo chiesto alla regione siccome abbiamo un documento condiviso con dei punti precisi, perché giustamente diceva abbiamo tante case sfitte, abbiamo un patrimonio pubblico che va riducendosi purtroppo per scarsità di manutenzione, per aprire un confronto a tutto campo, perché non è immaginabile che per esempio nel bilancio regionale e nel piano strategico della regione non ci sia niente sull'abitare, non ci sia una politica, diciamo, che non solo guardi agli ultimi, a quelli che non ce la fanno e che hanno problemi di morosità, che andrebbero anche questi aiutati, ma anche oramai a quel ceto medio. Penso per esempio a tante lavoratrici, a tanti lavoratori a tempo parziale che non hanno un salario sufficiente, o a famiglie che hanno i figli fuori sede e che non trovano un posto letto adeguato o accessibile. Cioè, che forse abbiamo bisogno di cambiare il paradigma, ma certo dobbiamo anche garantire i privati. Per esempio noi siamo convinti che bisogna fare anche un'operazione di formazione e educazione, soprattutto con persone che vengono da una cultura diversa dalla nostra, su come si vive in un'abitazione, su come si tiene bene un'abitazione, perché bisogna rispettare anche tutti quanti gli interessi. Ma chi ci impedisce per esempio di formare dei fondi di garanzia che garantiscono sia il proprietario in maniera tale che metta a disposizione in fitto accessibile, diciamo, alle persone di accedere a un'abitazione dignitosa, sia chi cerca un'abitazione. Guardi sindaco, io ho avuto questa esperienza, io sono di origine calabrese, la mia famiglia vive giù, io vivo su, ma io viaggio spessissimo con tanti insegnanti che hanno, diciamo, avuto una sede provvisoria su in Veneto, o con tanti, è stato anche per esempio con l'INPS che ha fatto dei concorsi per l'accesso alle sedi INPS, che non riescono a trovare un'abitazione. O se la trovano a un prezzo tale che copre quasi tutto lo stipendio. Ci sono insegnanti che condividono una stanza come se fossero dei ragazzi che studiano ancora. Cioè, penso che abbiamo bisogno di ripensare tutto. Fermo segretario, se no non riesco ad andare avanti, prego sindaco. Sì, è corretto, è l'esempio che facevo io prima, no? Lo studente piuttosto che chiaramente anche l'insegnante, ma anche l'operaio in trasferta, voglio dire, anche il lavoratore in trasferta, quindi è corretto quanto dice il segretario. Io preciso, ma non perché voglia fare il puntiglioso, noi non siamo ANCI, è una cosa un po' diversa, la nostra è una realtà peculiare della nostra area, no? Quindi, però di fatto no, collaboriamo, cioè, attenzione, ci relazioniamo ovviamente anche con ANCI, con la provincia e con gli altri enti, con la regione, è chiaro, però quanto dice il segretario è proprio in linea con quanto stiamo cercando di portare avanti. Poi la mia copresidente, diciamo, in realtà la presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana,
ci tiene in particolar modo all'abitare molto sul pezzo. Tutti ci tengono, però bisogna anche agire, perché adesso è il momento di agire, perché di tante chiacchiere e di tante faremo, sempre con sto zio Remo, saremo anche stanchi. Noi abbiamo bisogno di agire. Allora, sindaco, saremo, faremo, vi daremo, non arriva un figo secco, questa è la... Pensate che in provincia avranno fatto, tanto per farvi capire com'è la storia anche della politica trevigiana, non tutta, ma io parlo di quella provinciale, visto che avranno fatto 1000 banchetti. Se pensa, segretario, che si arriva a un tocco de panda che è il banchetto e abbiamo il banco solidale a 50 neanche, vero sindaco? Ecco, per farvi capire, perché è giusto che voi sappiate come funziona, perché a parole poi ci dicono, sa segretario, siete bravi, ma bravi. Io non ci vado neanche più, mando il mio vicepresidente, perché proprio non riesco neanche più ad ascoltarli e a guardarli, non tutti, ma certi, che proprio, come dice lei, i fragili, quelli che hanno bisogno, non gliene frega niente. Questa è la verità, perché se gliene fregasse avrebbero preso dei provvedimenti anche dove noi operiamo, perché operiamo, pensi che è l'unico ente in Italia come banco alimentare all'interno di un ente pubblico. Dovrebbe essere un fiore all'occhiello, proprio perché aiutiamo i fragili, i deboli, i poveri. Lei non ha idea i paletti che abbiamo il martedì e il mercoledì per entrare su questo cavolo di provincia per aiutare le persone. Siamo al freddo, andiamo almeno anche 8-10, tutti volontari quasi diversamente giovani. Lei non ha idea le pene dell'inferno che sto passando, oppure anche gli orti sociali coi diversamente agili. Allora, a parole, per quello lo dico, perché siccome lo sto provando sulla mia pelle e io non ho carriera politica e non ho neppure il bavaglio, dico quello che succede per aiutare gli ultimi. Siccome non lo fanno loro, lo faccio io con i volontari, e non va bene perché hanno paura di perdere la visibilità, devono fare solo che qualcuno quando fa è fa talmente male che se anche va via dalla politica non sarebbe male. Prego sindaco. Cioè io invece un po' di politica la faccio, quindi bisogna che stia anche attento, no? Segretario, io a Mirella è una passionaria e devo dire che non faccio altro che darti cioè, se potessi fare qualcosa lo farei. Però ecco, forse anche lì, come si diceva prima, no? Se uno aiuta, se proprio non ha sto spirito solidale, però almeno lo faccia per dire, vabbè, se mi capita a me, magari qualcuno viene da me, no? Ecco, potrebbe essere vista anche in questo senso. Cioè, io, perdonami, ma se avessi un'associazione come la tua e non me ne fregasse nulla comunque di aiutare un'associazione come la tua, però magari qualcosa farei, perché il ritorno magari anche dal punto di vista dell'immagine e del politicamente parlando potrebbe esserci. Capisci cosa voglio dire? No, quindi non dico, capisco, sindaco, perché no? per qualche politico gli ultimi, i poveri non contano, è come se loro non votassero. Ha capito? No, ma hai capito che è controproducente questa cosa, no? È quello che stavo dicendo. A casa fortunatamente io sono stata come i cinesi, mi siedo sulla sponda. No, però adesso che lui mi dice che faccio, no, perché dopo dice ecco della no, abbiamo capito. Però segretario, è vero quello che dico, che veramente gli ultimi, i fragili, i poveri danno fastidio, eppure non sono barboni che avevano fatto una scelta di vita, sono persone che non sono riuscite a pagare il mutuo e si ritrovano su una strada, ecco, sono persone che hanno perso il lavoro, ambedue i genitori, ecco, qualcuno dovrebbe venire a vedere chi si avvicina ai banchi alimentari al mercoledì, hanno messo da parte anche la dignità, perché una volta si diceva hanno dignità e non hanno il coraggio di chiedere, no, hanno capito che forse vale la pena, perché se no muore da fame, perché non arriva nessun altro. Prego segretario. No, io mi trovo veramente, come si chiama, in maniera molto spassionata. Noi dobbiamo capire perché, siccome non siamo tutte persone ragionevoli, noi non possiamo affidarci soltanto alla buona volontà, dobbiamo mettere anche in campo politiche adeguate. Perché, come diceva il sociologo Bauman, nella società dei consumi
solo chi consuma e ha una capacità reddituale viene considerato, gli altri vengono considerati scarti sociali. Cosa noi facciamo degli scarti? Noi gli scarti li buttiamo, facciamo finta che non ci siano, invece ci sono, però non esercitano nemmeno i diritti normali della cittadinanza. Guardate, io oramai sono una persona di una certa età, una volta i poveri avevano anche cioè le persone anche in difficoltà hanno anche una dignità. A volte dichiararsi povero, andare al comune, chiedere aiuto è anche difficile, no, perché significa certificare una propria fragilità, come se fosse, come si chiama, colpa loro, come se avessero una responsabilità per quella situazione. Oggi invece vediamo, come si chiama, che molte persone, non solo straniere, eccetera. Io l'altra volta mi sono imbattuto proprio a Treviso, vicino il Mar Cavecio, e c'era un cassonetto, diciamo, di raccolte, eccetera. E ho visto un pensionato italiano, cioè di origine italiana, perché chi ha una pensione minima vorrei vedere chi di noi è in grado di campare con 500 euro, 600 euro al mese, insomma. Sappiamo tutti quanto è il costo della vita, quanto ci vuole per sopravvivere, che rovistava per vedere di cercare qualcosa. Io penso che non possiamo abituarci in maniera indifferente a questa realtà e che c'è un ruolo delle istituzioni, c'è un ruolo di ognuno di noi, di chiedere politiche che selezionino le priorità. Io penso che la priorità oggi stia... Insomma, siamo un paese, diciamo, potente, forte, industrialmente avanzato, eccetera, ma ci sono 6 milioni di poveri assoluti e 5 milioni che vivono sulla soglia della povertà. Fermo segretario, prego sindaco, come commentiamo? Sentito dei numeri impressionanti? Sì, non è che siano numeri destinati a scendere, no. Il punto è proprio quello, è che sono in continuo aumento e ormai anche il ceto medio di fatto rientra al limite, esatto, e quindi sicuramente le istituzioni debbono fare la propria parte. È chiaro, ma questo non lo dico per mettere le mani avanti, è chiaro che i comuni sono i primi in contatto con la gente e sono anche quelli che hanno meno possibilità. E qui sì, permettetemi, ma è l'economicità della cosa quella che conta, perché se le risorse scarseggiano. E quindi ecco, il comune è chiamato magari a fare anche delle scelte impopolari, perché vedete, anche quando si dice sono aumentate le tasse, no? Dipende come le aumenti le tasse, perché se cerchi di dare un'equità alla tassazione, ecco che quello che diceva adesso il segretario si può mettere in atto con una decisione presa da chi amministra. Mi spiego, se io... detasso una certa parte della popolazione e gli esento dal pagare per esempio l'IRPEF, no? Ma nel contempo vado a far pagare le fasce più abbienti qualcosa in più, ecco che c'è questa forma di solidarietà, che per amore di Dio è imposta anche, ma chi se ne frega a un certo punto, con la quale riesco anche a fare combaciare il tutto. Guardate, i bilanci dei comuni sono davvero difficili. Ora, io non ho, quante volte mi hai sentito parlare di bilancio difficile dello Spresiano? Penso mai. Quest'anno sono anch'io a dirlo perché, ma guardate, semplicemente perché abbiamo una ragazza minore, visto che prima parlavi di minore, è giusto che la gente sappia anche queste cose qua perché spesso non si sanno. Scusami se mi prendo un minuto. Una minore che abbiamo inserito in una comunità, tra l'altro non in Veneto perché non abbiamo trovato posto, ma in Friuli, che costa la bellezza di 500 euro al giorno questa comunità. Quindi 500 euro al giorno per 365, capite bene cosa fa. Per un tot periodo l'ULS, che comunque l'ULS siamo tutti, non è che arrivino dal cielo i soldi, ha pagato la metà della tariffa, adesso pagherà un po' meno e quindi il comune si trova a pagare circa 300 euro al giorno per questa ragazza che assolutamente ha bisogno di questa comunità. Sono persone che la seguono 24 ore al giorno, però capite bene che per un comune come Spresiano di 12.300 abitanti, avere una sola persona in comunità per un anno intero sono più di 100.000 euro, ma questo è solo un esempio per dirvi, ecco, quindi se si facesse una politica preventiva, che poi dopo per l'amor di Dio può capitarti il caso e allora lì... cosa che stiamo facendo è la politica preventiva, perché immaginate se fossero 3 o 4 le persone in comunità, significherebbe
azzerare i bilanci comunali. Per cui quello che voglio dire io è che è corretto tutto, si possono mettere in campo delle azioni, però è vero che il comune, fin là arriva anche il comune. Allora, fin là arriva il comune, dove fin là arriva il Sunia. Segretario, io volevo chiederle un favore, perché io ieri ho ricevuto una telefonata drammatica, e dico anche il nome di Wanda, non dico dove questa povera signora, diversamente giovane, vive in una... Guardi che non si può fumare in diretta, segretario, brutto esempio! Allora, no, ma è fatto apposta per dire non fumate in diretta, vero? Non fumate non solo in diretta, bravo, ma anche fuori. Si fa ogni tanto l'esempio così, ecco, no? diamo il buon esempio, segretario. Allora, questa signora ha chiamato disperata, che voleva parlarmi. Io immaginavo che era un caso pietoso, come tutti quelli che chiamano quasi sempre, molti, e l'ho richiamata. Lei mi dice che vive in questo condominio dove confina con un'altra signora che ne fa di tutti i colori. Non riesce più a dormire né di giorno né di notte. Questa storia va avanti da 5 anni, l'amministratore non vuole intromettersi, la polizia locale esce ma non può fare niente e lei è disperata. Allora, segretario, siccome lei conosce bene la storia, cosa possiamo dire a Wanda, che sicuramente ci sta ascoltando, e che riferimenti possiamo dare? Perché non può essere che una persona, cioè se questa è ammalata, questa che confina con Wanda, cioè va messa in una situazione, come ha detto, se ha bisogno di una casa di cura, cioè non può essere che una persona disturbi, e questa perché è diversamente giovane, perché è fragile, perché non fa parte del cerchio magico della politica, perché funziona anche così, riesce a essere completamente sola e disperata. Ma piangeva, segretario, e io vado fuori di testa, io mi ammazzo, io non riesco più a vivere così, non dormiamo più. Prego, segretario, uno dei tanti casi. Lì ci sarebbe da dire che quell'amministrazione dovrebbe seguire attraverso i servizi sociali e capire perché quella signora vive in quelle condizioni e produce quel danno a quella persona fragile. Perché il disturbo al vicino è, come si chiama, è perseguibile, perché uno ha la propria abitazione, ma nella propria abitazione non è che può fare tutto quello che vuole a scapito degli altri. Lei parlava della difficoltà di persone poi anziane di poter di far valere i propri diritti. E io penso che lì c'è bisogno, appunto, io immagino che se fosse successo nel comune di Spresiano, con la sensibilità del sindaco che dimostra il sindaco, sicuramente avrebbe fatto intervenire in maniera tale da vedere come assicurare a questa signora, insomma, una vita, perché francamente vivere in una condizione in cui chi ti sta a fianco ti rende la vita impossibile è un problema che non è solo soggettivo, è anche un problema più generale, perché se tutti quanti facessimo in questo modo sarebbe la giungla. E altrimenti rivolgersi proprio alla magistratura, perché ci sono alle forze dell'ordine. Ma segretario, ma se non sanno neanche fare un numero di telefono, poveretti, questa è la verità. Ecco, hanno preteso che facciano lo SPID, non sanno neanche usare il cellulare bene, poveretti, delle volte sbagliano perfino i numeri, li richiamo e non rispondono. Cioè questa è la situazione, andiamo nella luna, abbiamo lasciato i più fragili all'angolo. Gianfranco Valeri da Cessalto, stamattina se non riesco a parlare. Vai Gianfranco. Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Scusami, sai, ma cerco di far parlare anche gli ospiti, prego. Sì, buongiorno signora Mirella, buongiorno ai suoi ospiti, buongiorno signor Sindaco. Buongiorno. Complimenti a lei perché lo vedo una persona dinamica e che affronta le cose di petto. Ecco, quando parla di comuni, signor Sindaco, lei sarà vicino a qualche onorevole, a qualche senatore, no? Ecco, io volevo solo una cosa, loro non hanno la realtà, prima di fare l'onorevole e prima di fare il senatore o prima di fare il consigliere regionale dovrebbero fare i sindaci, vedrà che basterebbe questa piccola cosa, vedrà che le cose cambierebbero. Sì, invece tante volte uno ha la fortuna di saper parlare o si trova il posto giusto o l'amico giusto e ci troviamo nominati a destra e a sinistra di tutti i partiti.
Ecco, complimenti perché lei può fare l'unificazione dei comuni, cioè è una brava persona, ecco, complimenti, volevo solo fare i complimenti. Grazie mille davvero. Quando qualche onorevole le dica che venga a fare le ferie 15 giorni in comune e poi vedrà che quando torna a Roma le cose sarebbero un po' diverse. Volevo questo parere, che prima di fare l'onorevole senatore dovrebbero passare per la sedia di sindaco, no così buttati allo sbaraglio. Buongiorno e grazie per conoscenze o per chi sanno chiacchierare uno meglio dell'altro. Buongiorno e grazie, buon lavoro e buon Natale a tutti. Grande Valeria, anche perché sai che in Parlamento vai solo se sei commercialista o avvocato, perché sennò come fanno le leggi a persona che hanno fatto. Adesso vediamo se cambierà qualcosa. Prego, sindaco. Allora, no, intanto penso che, piccola parentesi, col segretario penso che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché vedete, io sarei amministratore di condominio, quindi probabilmente anche quella sensibilità lì, cioè, no? Io sono diventato sindaco dopo, quindi confermo. Sì, bene. Detto ciò, sapete che io sono ma non perché io faccia il sindaco e abbia queste mire, no? Al netto che poi dopo, se dovessi mai essere candidato da qualche altra parte, diranno ecco vedi diceva sta cosa, invece no. Però io sono d'accordissimo con quanto appena detto, cioè il cursus honorum è importante. Una volta era così, quando poi dopo ci lamentavamo della Prima Repubblica, no? In realtà qualcosa di buono c'era lì, no? Il fatto che poi dopo si perdeva la tramontana quando si andava su, però il fatto di avere la percezione di quelli che sono i problemi reali del territorio è importantissimo quando si è a livelli più alti. Io ho la fortuna, e non è una captatio benevolenza né tantomeno un comportamento lecchino, che così stiamo prima, senza usare termini troppo... Girare attorno. Esatto, no? Si dice piaggeria, no, non voglio leccare il sedere a nessuno, però il senatore con il quale sono io in contatto, il senatore di Fratelli d'Italia, nonché presidente della 9ª commissione al Senato, Luca De Carlo, è il sindaco di Calalzo. Adesso non farà più il sindaco, chiaramente sta andando a fine mandato, però è uno che i problemi del territorio li conosce. È chiaro che poi c'è comunque una distanza tra Roma e il territorio e non è sempre immediato, però guardate, si riesce a essere molto più incisivi, si riescono a fare cose molto più vicine ai territori nel momento in cui tu hai una preparazione e un background che ti vede in prima linea sul territorio. Mi dispiace dirglielo, sindaco, però questi senatori onorevoli che io invito, perché li invito tutti, che hanno molto meno da fare di voi, sono sempre impegnati. Invece quello che temono, e lo dico anche al segretario, è il confronto pubblico. Lo sa cosa mi dicono? Non voglio contraddittorio. È una testa a casa che dico, chi se ne frega. No, però se mi dici che Luca ti ha detto una cosa del genere non ci credo. Allora, io non faccio nomi, non ci credo, perché non faccio nomi perché non voglio fare polemica. Che qualcuno te lo possa aver detto, sono sicuro. E l'ho detto più volte, anche se lei non c'era in trasmissione, che ho chiamato e mi hanno detto che non vogliono il contraddittorio. Allora ho capito che il problema è confrontarsi senza sapere che quando io dico questo mando un messaggio, perché questi qua sono votati dai cittadini, se no non sarebbero arrivati là, ecco, fanno del male a se stessi. Allora capisce bene che la realtà vostra, come dice il segretario locale, è molto diversa. Non è che venite qua perché volete visibilità, venite qua perché sapete i problemi del territorio, sapete che dovrete rispondere a delle telefonate, magari anche delle volte, ma sempre molto corrette, lo devo dire, ringrazio questa grande famiglia di Sveglia Veneti che ci segue così numerosa, perché è importante, fa crescere, voi lo sapete, fa crescere il sindaco culturalmente e anche come amministrazione. Cosa devo fare? Che rami secchi devo tagliare? Perché queste sono le necessità. Segretario? Ma io penso una cosa sul quale il sindaco sicuramente, al di là, diciamo, degli orientamenti politici, condividerà, che è stato aberrante il fatto che dentro le politiche che si fanno a livello nazionale, pur in deficit, l'unica cosa che hanno fatto è tagliare i fondi ai comuni. I comuni sono il primo modo in cui lo Stato, le istituzioni si rapportano ai cittadini. Oggi parliamo tanto della politica, a me non piace fare la denigrazione della politica, anzi penso che è un'arte nobile a tutti quanti i livelli,
Però vogliamo interrogarci perché oramai quasi meno della metà dei cittadini va a votare? Ci sarà un motivo, no? E il motivo non consiste nel fatto che non c'è più un rapporto in qualche misura tra l'essere un dirigente politico e farsi carico della realtà sociale in cui si vive. Cioè, io trovo discussioni veramente fuori dalla grazia di Dio. Io sono di origine calabrese, si sente anche dalla voce, no? Si parla del ponte guarda, se non lo diceva non lo sapevamo. No, si parla del ponte dello si parla del ponte dello Stretto, che costerà l'ira di Dio. Vabbè, sarà un disastro dal punto di vista ambientale, si collocherà in una realtà dove, fatto il ponte, non ci sono le ferrovie, per cui da Messina a Palermo ci metti 8 ore. Dico, ma non sarebbe meglio cominciare a vedere le infrastrutture sociali? Abbiamo bisogno di infrastrutture sociali, perché senza un'infrastrutturazione sociale il paese declina, non c'è verso per questo. Poi io rispetto, anzi non sono tra quelli che criticano, anzi chi si impegna in politica secondo me va premiato perché si mette a disposizione della comunità. Ci sono moltissimi amministratori, onorevoli, senatori che rinunciano a un pezzo importante della loro vita per essere vicini, diciamo, e farsi carico. Ma sono pagati bene, segretario, rinunceranno anche Maria Vergine, segretario, cosa tocca, che tasto. Sindaco, come commenta, prego. Allora, io adesso, se facessi il mero politico, direi, perorerei la causa del governo dicendo ma guardate che sono anni che... Io invece questa politica qua non l'ho mai fatta, non ho mai denigrato chi mi ha preceduto, neanche a me. Magari sì, dicevi com'era la situazione, ma senza mettere il dito nella piaga. Io so benissimo che se dovesse cambiare qualcosa a Spresiano, sicuramente le colpe di Della Pietra verranno portate avanti per anni. Detto questo, che era un modo simpatico per arrivare a parlare della cosa, vedete, non è semplice, no? E le scelte, ripeto, sono sempre scelte difficili. Quando si è all'opposizione non è come quando si governa. Lo so perché io ho fatto 5 anni di opposizione, poi dopo arrivi a governare e devi per forza prendere delle scelte che molto spesso sono impopolari. Quelle che ha elencato il segretario possono effettivamente essere, non neanche sembrare, possono essere impopolari per parte della popolazione. Se fossero prese delle altre scelte sarebbero state impopolari per un altro, per altra parte. Quello che dice dell'investire sul sociale è, viva Dio, come si fa a dire che non è che non si non possa, è vero? Però anche per investire nel sociale, siccome non sempre poi le spese sono le stesse, allora lì si entrerebbe nel tecnicismo, no? Spese correnti, spese di investimento, ci sono dei capitoli che vanno, quindi lo sa meglio di me, insomma, non serve che... No, però dico... voglio dire, sindaco, se possiamo interloquire, sì, quando parlo di infrastrutture sociali non penso alla beneficenza, penso, come si chiama, a strutture che creano ricchezza. Perché a volte avere, come dire, servizi che sono adeguati attrae più capitali che non avere una strada. Sono pienamente d'accordo con lei, il problema vero è... Fermo, se no non si capisce, bisogna parlare uno alla volta, prego. No, sono pienamente d'accordo con lei, il problema è che nel momento in cui si creano le infrastrutture sociali bisogna avere anche le progettualità e tutto quanto pronto per riempire le infrastrutture e anche per dare il servizio, cosa che noi non siamo pronti. È oggettiva sta cosa qua, ma non perché non si voglia o perché nessuno la pensi così, perché per troppi anni non si è programmato, è evidente. Quindi o si resetta e si riprogramma, altrimenti andremo sempre avanti arrancando. È ovvio, io sono sindaco di un comune, se le dicessi che sono contento dei tagli sarei ipocrita. È vero che comunque il 17, mi pare, di dicembre c'è stato un'ulteriore, come dire, diminuzione, ecco, del taglio, per cui... Però anche sui tagli, sapete, sentire parlare di, non so, 400 milioni di euro, oh mamma mia, 400 milioni di euro in meno ai comuni. Sì, se poi dopo si va a fare il conto della serva, no, i 400 milioni di euro, siamo in 8.000 comuni, capite bene se si fa una media di cosa si parla. Non sono quelli di questo taglio qua che preoccupano i comuni, è tutta una serie di
difficoltà che si sono create da 30 anni a questa parte, prendendo tutti i governi del mondo, attenzione, non sto mica dicendo destra, sinistra, qua si va, per i quali siamo arrivati che il comune è ad arrangiarsi. Poi attenzione, se il comune è bravo, ma questo succede a tutti i livelli, no? Se il comune è bravo, se i comuni riescono a far da soli con le proprie risorse, se prima magari gli si dava un contributo, gli si toglie anche il contributo, perché tanto te sei bravo. Fabio da Padova, vai Fabio! Grazie Mirella, ciao, saluto tutti. Intanto ti faccio tanti auguri, buone feste, buon Natale, che sei una persona stupenda. No, volevo solo dire che io dal 2009 purtroppo sono invalido e ho dovuto chiudere la mia attività e l'INPS mi ha dato 280 euro al mese per vivere, quando doveva darmi 7,40, ma non me li dava se non li chiedevo e nessuno mi ha detto che potevo chiederli, no? Ecco, a parte questo, volevo dire che do un consiglio ai giovani. Allora, se vogliono fare un bel mestiere, guadagnare tanti soldi, devono fare o il prete o il politico, oppure purtroppo anche quelli delle pompe funebri, però quello è l'unico lavoro onesto che c'è in Italia, che quelli non manca mai lavoro. Allora io mi vergognerei ad essere un politico, va bene, e anche un prete certe volte, che sfruttano le persone povere per arricchirsi, ok? Ecco, io ho scritto a tutti i politici, compreso il signor Zaia, non mi ha mai risposto dal 2009 ad oggi, ok? Se ne fregano altamente. Forse dovevi andare a qualche cerimonia del Prosecco, allora lo trovavi sicuramente e magari ti avrebbe ascoltato, se no non ci siamo. Grazie Fabio, devo correre, ma abbiamo capito il tuo problema, perché veramente sono tante domande, vedete che cerco un po' di bilanciare, se no non riusciamo a parlare con gli ospiti. Grazie Fabio. Sindaco, ecco, quello non lo sapevo, se qualcuno ci informasse forse riusciremo a avere qualcosa in più. La difficoltà poi anche di questi diversamente giovani di raggiungere anche certi posti, perché non è così semplice se uno ha anche dei problemi di movimento. Assolutamente no, è lì l'informazione capillare è fondamentale e purtroppo, ecco, questa è la parte negativa di quello che dicevo prima, no? Ci stiamo fossilizzando sul social e su un certo tipo di comunicazione che magari è un po' più difficile anche, magari non solo per i diversamente abili, che quello invece magari potrebbe essere utile, no? Ma soprattutto per i diversamente giovani, come li chiami tu, e quindi ecco che bisogna trovare un sistema per arrivare a loro, sia con queste possibilità, ma anche con quelle magari un po' retro, chiamiamole così, cioè il volantino, il parlare. Si chiamano servizi alla persona. Sì, assolutamente. Allora sì. Io la prego. Siccome... No, non farmi dire quanto investe Spresiano. Perché... di fare una cosa molto semplice. Visto che lei si ritrova con questi sindaci, di mettere nei supermercati, nelle farmacie, in tutti i posti che sono quelli che frequenta l'anziano, il diversamente giovane, nelle chiese, un elenco di associazioni che possono aiutarlo con un numero di telefono, perché è inutile che noi ci vantiamo, e lo dico anche al segretario, di essere 7.000 associazioni se poi troviamo l'anziano a casa morto perché non sappiamo il nome, il cognome e l'indirizzo, o questo chiama Sveglia Veneti dicendo ma io ci sono o sono morto per qualcuno, perché non hanno i recapiti. Allora i servizi sociali non hanno personale, sono pochi, i medici di famiglia, Gedriosparir, preti non ne parliamo. Vogliamo cercare di arrivare a queste figure, visto che i soldi non vanno per aiutare le persone, aiuti alla persona, ma vanno in infrastrutture vuote perché non hanno le persone da mettere dentro, di cercare di arrivare, il sindaco, con questi in maniera che loro a casa, come chiamano Sveglia Veneti, possano chiamare anche questo numero di volontariato per aiutarli, perché queste sono le cose semplici, c'è un elenco con le associazioni, chi fa cosa, come può aiutare. Niente da fare, neanche a questo. Sindaco, prego. No, è una idea talmente semplice che non ci ho pensato mai neanch'io. Quindi accolgo la tua iniziativa e adesso guarda, vado in comune e ne parlo di sta cosa perché è interessante. Poi dopo perché voi avete l'elenco delle associazioni? No, ma noi tra l'altro guarda,
vedete, il paradosso è che noi adesso stiamo facendo, lo stiamo mettendo online, questo elenco, quindi hai tutte le associazioni con tutto quello che fanno, con cosa possono fare, perché non l'avevamo, e quindi con l'assessore adesso stiamo improntando anche questa cosa, però come lo fai online è giusto farlo anche cartaceo. Questo si porta a casa con spesa, quel sacchettino della farmacia. Non è possibile che non ci conoscono e noi non conosciamo loro poi. Prego segretario. No, ma la cosa che dicevi è di buon senso. Ma scusate, quando ormai tutto quanto avviene online, noi sappiamo che c'è una grande parte della popolazione, soprattutto anziana, in difficoltà, che non sa accedere ai servizi online, no? Io nella mia qualità di sindacalista so benissimo quante persone si rivolgono perché vanno aiutati proprio anche a usare per entrare per esempio nella casella personale, diciamo, dell'INPS. Molta gente non riesce nemmeno a farlo. Usare il volantino tradizionale, metterlo, diciamo, nei luoghi pubblici, distribuirlo nelle cassette delle poste, invece di metterci la pubblicità, facciamoci mettere un servizio utile. Penso che andrebbe il sindaco su questo, giustamente dice: non ci ho pensato nemmeno io, perché a volte le cose semplici ci sfuggono, no? Perché non tutto quanto avviene sulla rete. Noi pensiamo che la rete abbia oramai risolto tutti quanti i problemi delle persone. Non è così. Ma segretario, ma se in certi posti non c'è ancora la banda larga, ma cosa ci vogliono far credere questi? Ma di cosa stanno parlando? Che se leggo la Costituzione sono convinta e dico: cosa dice l'articolo 39? Sì, ciao. Perché al sabato leggo la Costituzione. Allora, sindaco, quello che veramente vorrei anche capire, visto che ormai siamo in chiusura, ecco, il 2024 tra pessimismo e ottimismo, però bisogna vedere anche un bicchiere mezzo pieno. Qual è il bicchiere mezzo pieno? Perché c'è questa premier che piace molto, abbiamo visto i sondaggi, lei ce la sta mettendo tutta, anche se ieri c'è questo voto che non si riesce a capire come mai 26 hanno detto sì sul MES e uno noi abbiamo detto no, come mai l'unico, cioè ci spieghi un pochino, perché a casa fa favore, ma che altri 26 euro non ha capito niente, o siamo forse noi altri che non abbiamo capito abbastanza, cioè ci spieghi, perché è diversamente giovane, è curioso, vuole capire anche lui, ma come fa? Mirella, perché spiegami, ieri mi diceva, no, non ti spiego niente, te lo lascio dire da qualcun altro. Guarda, non è che io ieri sera avevo un consiglio comunale, ieri sera guarda che forte, poco forte, no, ma non è 2 anni, il secondo mandato, bravo. Mi manca 2 anni, sì. No, ho la data di scadenza e non è preferibilmente, è proprio la data di scadenza. No, scusate un attimo. E invece, per quanto dicevate adesso, no, sul discorso digitale, la difficoltà di entrare, con Villorba abbiamo fatto, loro l'avevano già fatto e noi ci siamo uniti, perché quando uno fa una roba bea non bisogna essere invidiosi del comune a fianco, bisogna dire: beh, che te a fare, guarda che siamo che noi altri. Si chiama punto di soccorso digitale, proprio per chi ha delle difficoltà con digitale, e quindi abbiamo, soprattutto per i diversamente giovani, con 2 associazioni del territorio e i ragazzi del Max Planck che vengono a fare da tutor. Beh, insomma, al di là della pratica vera, no? Che quindi anche, non so, per fare uno speed senza chiaramente avere i dati, quindi non preoccupatevi che la privacy è tutelata, no? Ma sia appunto per la pratica, ma soprattutto dal punto di vista sociale e sociologico è una cosa meravigliosa, perché l'anziano con il ragazzo della scuola interagisce, impara le cose e poi dà anche, no, tutta quella storicità che magari adesso stiamo anche perdendo. È un progetto meraviglioso, no, lo dico, abbina anche il cartaceo, perché così da via il tosato siamo in crisi completa. Però intanto voglio dire, fermi sul discorso che diceva Mirella. Ragazzi, guardate che io credo che le dinamiche a certi livelli siano, no? Tante volte un voto non è un voto, è molto di più. Io la leggo sempre così: quando c'è qualcuno che fa no, quello controcorrente, quando lo fa seriamente è una roba che la vedi, quando invece lo fa per opportunismo anche lo vedi. Quindi sbaglio? Quindi credo sia
credo sia facilmente interpretabile. Allora, Poi non chiedetemi cosa, come... Io penso che, come ha detto il segretario, noi dobbiamo pensare prima di tutto a quei diversamente giovani, che sono tanti, sono tantissimi, che non riescono ad operare questi, loro li chiamo congegni bestiali. Allora noi quando vengono al Banco Solidale facciamo quello che dice il sindaco con i volontari, cerchiamo di... Qui se arrivai fuori di a porta non riesce neanche a struccare il primo bottone, dico, sa perda, vieni qua che ti scrivo, ben, tutto quanto, così te va a casa, te lesi e così siamo a posto. Perché è difficoltoso, proprio mentalmente. Pensi che io ho avuto un cardiochirurgo, cioè no, l'ultimo di classe, seduto qua al posto del sindaco della Pietra, che è l'ultimo della classe, che ha detto che per fare il speed è che ha impiegato 3 giorni. Non gli è un cardiochirurgo qua davanti, cioè prima di tutto l'ho ringraziato perché ha avuto il coraggio di dire la difficoltà anche per chi non è proprio, ecco, agli ultimi, nel senso non ho mai adoperato. Ma cosa mi fai fare questi? Cioè, ecco, allora vogliamo capire che forse prima di arrivare sulla Luna dobbiamo stare coi piedi per terra e vedere cosa c'è nel territorio e a chi dobbiamo rivolgerci. Dobbiamo dividere a fasce quelli che sanno, quelli che non sanno e quelli che non impareranno mai, perché sono 3 fasce. Io sono per quelli che non impareranno mai e mi occupo di quelli e cerco di dare il massimo. A lei sindaco, gli altri e anche al segretario. Prego segretario. No, intanto, visto che siamo in chiusura, faccio gli auguri a voi personalmente e a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo. Io penso una cosa molto banale, così, dice, è ottimista o pessimista per il 2024? Non saprei. Sono abbastanza realista però per comprendere una cosa, lo dico anche al sindaco, non si tratta qui di fare una questione politica. Io mi occupavo prima di avere questo incarico, sono stato uno di quelli che ha costruito il cosiddetto indennità ai risparmiatori truffati dalle banche, a proposito del fallimento delle banche venete e delle banche del centro Italia, banche Marche e via discorrendo. Non avevamo nessuno strumento per fare questo. Lo sapete dove abbiamo attinto le risorse? Dai fondi privati di quelli che non avevano depositate, non avevano i cosiddetti conti dormienti. Lo sappiamo perché abbiamo ospite Miatello tante volte. Perciò... L'abbiamo costruito lì, loro poi l'hanno applicato, ma è stato costruito con qualche resistenza. Lo sapete quanto ci hanno rimessi, quanto è costata la società veneta tutta quell'operazione delle banche fallite? 15 miliardi di euro. Se avessimo avuto uno strumento di garanzia sul sistema bancario, probabilmente non avremmo avuto quel disastro, perché poi abbiamo qualche cosa l'hanno portata, ma guardate che c'è gente che ha perso quasi tutto. Io ho visto operai che avevano avuto la liquidazione, che avevano affidato le banche, che sono trovati di colpo senza nulla, come c'è in quel bellissimo film di Albanese 100 domeniche, che consiglio a tutti quanti di andare a vedere. Dunque, come sarà il 2024? Io mi auguro che sia nel segno della solidarietà. Ecco. Allora andiamo a vedere, segretario, proprio quello che ha detto Miatello. A questo abbraccio, le associazioni abbracciano le associazioni per ricordare Giulia Cecchettin con questo bellissimo presepe lunedì 18. Andiamo a sentire. Allora, io ho portato avanti la sofferenza e ho cercato di portare concretezza, dove concretezza non arrivava e non arriverà da parte della politica. Questa sera io mi sento veramente, ho qualcosa dentro e ti ringrazio, tu stai facendo un miracolo, perché qua io ho sentito e tutti dobbiamo imparare da te, perché tu hai una forza nella disperazione di una fine per un inizio, che arrivi la concretezza. Io non posso immaginare quello che provi, però mi emoziono solo a averti vicino. Ti posso garantire però, tu hai forza, la tua forza. Vieni in un momento drammatico di una situazione in cui stiamo vivendo e sarà sempre peggio.
Questa situazione io l'ho vissuta con la cancellazione delle banche, quando c'era la gente che all'inizio si voleva e si ammazzava. Abbiamo fatto istituire l'associazione antisuicidi, abbiamo fatto fare qualcosa, ma chi ha fatto fare? Solo noi, unendoci, cioè la persona. Abbiamo visto questo servizio molto importante, le associazioni abbracciano le associazioni, pensate più di 30 associazioni hanno aderito per la prima volta in un abbraccio grande proprio per unirci, per dare risposte concrete che continueremo anche nel 2024, ma soprattutto quello che ha detto Miatello, segretario, noi abbiamo la prescrizione in Italia, segretario, e poco tempo fa è stata prescritta la truffa e questi sono liberi, tutti i beni li hanno dati ai loro parenti, perciò sono intoccabili, perché prima di questo avevano già pensato come fare. E allora cosa si fa? Ecco, vogliamo la certezza della pena, ma quale certezza della pena? Prego segretario, poi sentiamo il sindaco. Vabbè, qui entriamo in un campo complicato. Sono tutti i campi complicati, segretario, abbiamo parlato, no, voglio dire una cosa, che trovo indecente, intollerabile, va bene, che come paese, di fronte sono state centinaia di migliaia di persone che hanno vissuto una condizione di difficoltà, abbiamo avuto persone che hanno fatto affari, che hanno portato al disastro le economie locali, va bene, e non ce n'è stato uno, va bene, che abbia avuto una condanna. Questo lo trovo veramente immorale di fronte alla società italiana, e penso che sia un problema che deve essere affrontato con il rigore necessario. Si parla tanto di avere la giustizia giusta, ma mi pare che la giustizia si accanisca solo non solo la condanna, ma hanno i soldi anche dei poveri contribuenti truffati, non solo la condanna, si teniamo anche i soldi. Sindaco. No, guardate, io sarei un po' troppo estremista da un certo punto di vista, al netto di... È Natale, sindaco? No, va bene, ma il Natale a volte, io quando vedo il papà di Giulia e sento parlare di certe cose, perdonatemi, ma penso a chi ha compiuto la cosa e non riesco a essere umano. Perdonatemi, forse sono troppo umano, per cui non riesco a essere umano. Ma lo sa che ieri ho avuto... E quindi magari dopo rischio di dire delle cose che ho già detto e magari poi dopo però, arrivano sindaco, anche... io l'ho detto prima che lei non c'era, ieri ho avuto anche il papà di Chiara veramente Guazzelli, Vincenzo, che ha perso Chiara a 14 anni, massacrata da questo ragazzino, ma siccome è ragazzino, ecco, dopo che l'ha massacrata, uccisa, l'ha presa a calci in volto e ha messo nel social finalmente, ecco, 14 anni, ha detto papà, con delle lacrime incredibili, che ha continuato a piangere anche dopo la trasmissione, perché è un dolore, ha perso anche la moglie, dopo la figlia anche lui, la moglie entro un anno, ha perso anche quello, perciò completamente solo, perché era figlia unica. E cos'è la legge? Che siccome è un ragazzino la pena viene dimezzata. Ma lui sta facendo, ha aperto veramente un'iscrizione per dire veramente basta, non ne può, chi uccide deve pagare indipendentemente che è minore. Condivide, sindaco? Io sono pienamente d'accordo e guardate, ho sentito anche dell'assassino di Ioletta Sittani che mi pare venga dopo 15 anni. Tagliata a pezzi, sì, è fatta, quindi non farmi parlare di queste cose qua, però chiaramente mi viene... No, per quanto riguarda i crack di Veneto Banca e Banca di Vicenza, guardate, credo che tutte, e guardate, lo dico con una certezza aurea, tutte le famiglie venete siano state toccate, chi più o chi meno, da questo crack. La mia famiglia stessa ha perso parecchi risparmi. È chiaro che c'è chi magari è riuscito in qualche maniera c'è chi, a me viene sempre in mente il mio caro amico Daniele Furlan, che ha avuto un incidente grave in macchina e aveva messo via... Melograno. Ecco, bene, esatto, adesso sta Melograno. E aveva messo via, guardate, quanta gente che aveva bisogno, ma tanto bisogno, aveva investito là convinti che ci fosse una solidità del tutto. Si fidavano. Si fidavano, perché poi dopo anche lì, no? C'era la banca sotto casa
e si sono trovati senza niente, per cui io quando leggo, non più tardi di una settimana fa, perché non è che sia passato tanto tempo, che il reato di truffa, che penso sia evidente, no? È stato prescritto, no, ti ribolle il sangue. Quando vedi Consoli che non ha fatto un giorno, no, in galera, prego? No, non ho fatto un giorno di galera. Allora poi dopo vedi, no, perché noi stiamo presto a parlare dell'America quando parliamo in modo evocativo, no, degli Stati Uniti. Ma ragazzi, quando ci sono i crack finanziari lì, arrivano su, gli mettono le manette e fin tanto che non è chiaro se noi siamo o meno colpevoli, ise quei manette e li portano davanti a tutti, li fanno vedere scendere, no, dei grandi palazzi. I nostri invece sono ancora in giro e sono impuniti, e sta cosa qua è davvero vergognosa. Allora, prima di lasciare i miei ospiti, ecco, volevo che andassi in sovrimpressione quando si può visitare il presepio dedicato a Giulia Cecchettin, tutti i presepi che abbiamo messo in questa meravigliosa villa. Ecco, qui vedete gli orari, i giorni di apertura. Invito anche lei, segretario, quando ritornerà dalla Calabria, a fare un pensiero che poi daremo su questo libro che abbiamo messo vicino al presepio a papà Gino Cecchettin, ma anche a papà Vincenzo, che spero porti anche lui questa figlia per ricordare questa Chiara, questa bambina di 14 anni massacrata, sfigurata da questo ragazzino. Papà diceva ieri senza nessun motivo, perché non c'era nessun motivo, dobbiamo ancora capire il motivo, ma siccome è minore la pena verrà dimezzata. Si può recuperare, non si può recuperare, io non lo so. Però questi genitori vanno tutelati, perché pensate, l'unica figlia adorata, l'unica, perso anche la moglie, completamente solo, l'elenco delle associazioni, ciao. Io spero veramente che qualcuno si renda conto, che non dobbiamo, si renda conto, lasciare soli questi genitori. Che auguri ci fa, sindaco di Natale? Come che auguri con quali auguri ci lascia? Non è facile fare gli auguri dopo, no? Io... davvero non è facile. Io spero, anch'io cerco di vederlo il bicchiere mezzo pieno, al netto che per me il 2023, al di là di tutte le cose che ci sono state, è stato un anno, è nato mio figlio, quindi solo per quello dovrei dire che è stato un anno meraviglioso. Poi mi sono anche riappacificato con un amico dopo anni che non ci parlavamo nemmeno, per cui dal punto di vista umano è stato un anno particolarmente pregno. Poi vado a vedere però tutte le cose negative, chiaramente, no? Ma bisogna essere ottimisti, è Natale, vogliamo il presepio. Io davvero faccio lo stesso augurio che ho fatto all'inizio, e quindi mi auguro che tutti si accorgano un po' di più di chi ci sta attorno e magari il proprio orticello lo lasciano un po' da parte e guardino anche quello degli altri, non per invidia o per andarglielo a distruggere, ma magari per dargli una mano a coltivare. Questo è l'augurio che mi faccio e che vi faccio, e poi faccio un augurio a te di continuare così, perché abbiamo bisogno di gente che ci stimoli, Mirella, e tu sei sicuramente una di quelle. Grazie veramente sindaco Marco Della Pietra, sindaco di Spresiamo, secondo mandato Fratelli d'Italia. Grazie anche a Emilio Viafora, segretario regionale Sunia Veneto, che era collegato con noi dalla Calabria. Fa caldo, segretario, in Calabria? Ieri sì, ieri era una giornata molto calda, abbiamo avuto 18 gradi. Pensa a te. Oggi è un po' più, oggi è coperto il cielo, dunque è un po' più Buon fresco. Natale anche lei, buone feste, Buon Natale, segretario, auguri grazie, pubblicità. È come un lento avvelenamento, più nocivo per bambini e anziani. Stiamo parlando dell'inquinamento. Ne parleremo questa mattina col dottor Claudio Micheletto, collegato con noi da Verona, che ringrazio, presidente e direttore pneumologia ospedale Borgo Trento di Verona. Grazie veramente, dottor Micheletto, per essere qui con noi, per spiegare, perché forse a qualche politico la questione dell'inquinamento non entra molto, forse ha bisogno di un apparecchio acustico
per capire che forse è giunta l'ora di agire. Saluto anche Marco Torresan, presidente APIS, Associazione Padovana Incontinenti Stomatizzati. Allora, dottor Micheletto, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Perché noi abbiamo bisogno di sapere dagli addetti ai lavori, quelle serie, quali sono le difficoltà per i fragili, per i diversamente giovani. Prego. Ma insomma, io credo che negli ultimi 20 anni la scienza abbia consegnato ai nostri amministratori dei dati assolutamente certi, che sono incontrovertibili, e credo che effettivamente sia giunto anche il momento di poter fare qualcosa, perché se lei ricorda ciclicamente tutti gli inverni, in particolare prima del Covid, perché dico il Covid perché è stato un periodo anche in cui si sono sicuramente rallentate molte attività, ma ciclicamente in autunno e in inverno torniamo a parlare di polveri sottili quando si aumentano i livelli, però la situazione rimane sempre immutata e invariabile. La scienza ha consegnato dati certi sul fatto che le polveri sottili sono molto dannose non solo per la salute respiratoria ma per la salute in toto, nel senso che parliamo non solo di polveri sottili ma di polveri ultra sottili, che sono quindi molto piccole, vanno negli alveoli, si depositano nei polmoni e vengono anche assorbite a livello della circolazione, per cui vanno in circolo e sono anche responsabili di malattie cardiache e anche di malattie neurologiche e pesano anche su questo. Quindi, dottor Micheletto, la interrompo un secondo perché è arrivata una telefonata, lei sa come funziona, abbiamo Maria Rosa da Sernaglia, poi continuiamo, se no mi cade la linea. Vai Maria Rosa. Signora Mirella, io voglio solo farle tanti auguri di buone feste, perché siamo in tema però di una buona continuazione e di una buona salute. Guarda, sto guardandola. Grazie infinite che mi ha messo in linea e tanti auguri, buona continuazione. Mi fa tanto piacere averla sentita. Grazie cara Maria Rosa, fa piacere anche a noi. Sente, dottor Micheletto, questi diversamente giovani che hanno piacere di sentire la loro voce, ecco, che sono ancora in salute, grazie a voi. La salute è sempre un aspetto importante. Esatto, ma soprattutto grazie a voi che ce la mettete tutta per farli arrivare a 100 anni ancora in salute. Noi quando mettiamo il microfono, andiamo con le telecamere, hanno una mente, dei ricordi ancora incredibili, veri, che non li abbiamo neanche noi. Allora prego dottor Micheletto, continuiamo. Sì, le stavo dicendo che i dati sono assolutamente certi e dovremmo porci il problema. Di sicuro la cosiddetta pianura padana è anche in una posizione geografica piuttosto sfavorevole. Se noi guardiamo le immagini satellitari, la pianura padana è una delle peggiori aree di tutta Europa, perché si unisce a una condizione geografica, poco ricambio d'aria, con anche una grande concentrazione delle attività produttive, dalle industrie alle città e al traffico. Prova ne sia che tutti gli anni le prime città che sforano i limiti che sono consigliati dalla Comunità Europea sono proprio le città della pianura padana, da Verona, Vicenza, Padova, ovviamente Milano, ma anche per dire Modena, Bologna e così via. Quindi c'è anche questa contingenza. Di sicuro sappiamo che il Veneto è stata una delle regioni che dal dopoguerra in avanti più è cresciuta dal punto di vista anche industriale, per cui paghiamo anche uno scotto a un relativo benessere che ci ha portato l'industrializzazione, il fatto di avere posti di lavoro e così via, con anche un grande traffico. Ma credo che sia giunto il momento in questo dibattito di discutere anche della nostra salute, e credo che anche ogni cittadino debba fare la propria piccola parte, nel senso che è ovvio che per ridurre l'impatto ambientale servono le grandi misure per ridurre l'inquinamento, ma servono anche i comportamenti, penso all'utilizzo delle macchine, penso all'utilizzo anche del riscaldamento stesso e così via. In questo momento di grande dibattito si stanno cercando delle soluzioni, i paesi del nord sono sicuramente più evoluti da questo punto di vista, con l'uso di piste ciclabili, con l'uso di mezzi anche alternativi di trasporto, penso al trasporto pubblico in particolare, e noi ci stiamo con grande difficoltà un po' entrando in questo dibattito, ma credo che sia il momento giusto perché ne va della nostra salute. Sicuramente, ripeto, sulle malattie respiratorie sono in grado di peggiorare l'asma, sono in grado di peggiorare la bronchite cronica, sicuramente possono essere anche un rischio tumorale,
aggiunto ovviamente ad altri fattori, non solo l'inquinamento, ma ripeto anche per quanto riguarda le malattie cardiache, le malattie neurologiche, l'impatto di salute è molto importante, quindi dovremmo un po' anche ripensare i nostri stili di vita, le nostre modalità di vita, perché è un problema che oramai non è più ulteriormente rimandabile. Allora, un'altra cosa, dottor Micheletto, che sono molto preoccupata, ieri ho avuto ospite il professor Bigeri, che fa parte dei Medici per l'Ambiente, in settimana ne ho avuto altri, e che è stato fatto un test sui ragazzi dai 18 ai 30 anni che vivono nella zona rossa, questa zona inquinata dai FAS, e sono molto preoccupati perché a livello di sperma hanno trovato delle carenze molto gravi. Il professor Bigeri ha detto che bisogna andare con cautela, però questa è la realtà. Però la realtà che io continuavo a dire ieri al professor Bigeri, che ce n'è un'altra, che questo sito a Trissino non è ancora stato messo in sicurezza, che continua a inquinare. Noi sappiamo che i FAS sono cancerogeni, adesso è alla luce del sole, poi non possono più dire che non è vero, ma non si sente, non si ascolta. Ecco, quanto pericoloso, anche se non abbiamo una statistica, però sono cancerogeni, può essere per la salute. Queste famiglie, questi genitori preoccupatissimi che hanno questi figli con questi valori nel sangue, non si sa dove porteranno, perché bisogna aspettare come con i vaccini, non è che bisogna avere, la scienza ti dà subito la risposta, no, la scienza è anche attesa, è anche sicurezza. Prego, dottor Micheletto. La scienza verifica nel tempo, per cui, come le dicevo prima, sul fatto respiratorio non abbiamo più nessun dubbio su quanto le polveri sottili siano pesanti per la salute delle persone, in termini in particolare delle malattie respiratorie. L'altro argomento al quale lei ha accennato è una spia, un campanello d'allarme di quanto l'industrializzazione selvaggia, senza regole, possa avere delle pesanti impatti sulla salute. La vicenda del FAS è una vicenda veramente anche molto triste, perché ha danneggiato un ambiente, si rischia anche per tanti anni, perché nonostante le attività di alcune fabbriche che erano più o meno fuori legge siano state interrotte, però sull'acqua continuano a esserci il FAS e così via, cioè si rischia di pagare un prezzo anche per le generazioni future, quindi non è che se oggi noi chiudiamo il rubinetto passa tutto, ma purtroppo rimane questo pesante impatto sull'ambiente anche per il futuro. Il FAS è ancora più complicato, perché mentre le polveri sottili le respiriamo, vanno nei polmoni, come dicevo prima, malattie respiratorie, qui si tratta di un assorbimento cosiddetto sistemico. I FAS sono misurati sul sangue, e quindi se io ho una sostanza nociva nel sangue vuol dire che tramite circolazione ha molti effetti negativi su diversi organi e apparati, come quello che lei ha accennato poc'anzi. Quindi ne va, ripeto, della salute nel suo insieme, e non è poi facile smaltire queste sostanze tossiche anche da parte del nostro organismo. Ovvio che talune sostanze danno degli effetti anche a lungo termine. Per capire che l'Eternit dà il tumore alla pleura ci abbiamo messo un po' di tempo, perché le persone negli anni 70 erano esposte senza nessuna prevenzione in determinate fabbriche, e dopo 10 anni ci siamo trovati con i tumori della pleura, perché l'impatto a volte non è immediato, ma porta allo sviluppo di malattie nel tempo. Per cui attualmente queste persone sono osservate proprio per valutare se nel tempo possano sviluppare anche delle neoplasie, ma di sicuro i FAS sono delle sostanze molto molto nocive per la salute. Un'altra cosa che preoccupa, ne ho parlato anche col professor Tirelli che ho avuto ospite, è il fumo. Nonostante questa campagna antifumo, aumentano i numeri di persone che fumano, specialmente ragazzini, ragazzi anche in giovanissima età, è in aumento. Lei cosa vuol dire da esperto, professor Micheletto? Ma è possibile che queste famiglie, che questi genitori non si rendano conto? Perché poi molti di loro sono l'esempio. Il ragazzo è una spugna, assorbe quello che vede e quello che sente a casa, e molti genitori fumano, anzi offrono loro le sigarette. Tanto è una sigaretta, tanto è una canna, l'ho fatto anch'io quando era giovane. Cosa vuol dire, dottor Micheletto? Diciamo che in ambito pneumologico il fumo è il nostro nemico numero 1.
Noi abbiamo ancora tanti pazienti con la bronchite cronica e tanti pazienti con il cancro, la cui causa fondamentale è il fumo di sigaretta. Io a volte vedo delle manifestazioni contro l'inquinamento anche a Verona con persone che portano il cartello per protestare e hanno la sigaretta in bocca, ed è un po' un controsenso, perché l'inquinante numero uno è il fumo di sigaretta. E nel tempo la percentuale si era leggermente ridotta. L'ultima legge che ha un po' impattato in termini positivamente è stata la legge Sirchia, che è stata una legge di grande civiltà. Tutti ci ricorderemo peraltro le grandi resistenze che c'erano per tirar via le sigarette dai luoghi pubblici. Sembrava che i ristoranti non avessero mai più lavorato, in realtà o i cinema, che con tutta la nebbia che ci ricordiamo per quelli della nostra generazione, in realtà questo non ha impattato per niente, però è stata l'ultima misura che ha un po' ridotto. Adesso abbiamo una percentuale complessiva di fumatori in Italia che varia tra il 20 e il 25%, che è ancora una percentuale molto alta. Sono calati in percentuale i maschi, negli anni 70 si arrivava al 50-60% i fumatori, sono però aumentate le donne, e quindi il risultato finale è che siamo sempre su questa percentuale. Oltretutto con questa giusta osservazione, e cioè che ci sono anche molti giovani che fumano. Dobbiamo avere la consapevolezza che la malattia respiratoria da fumo è purtroppo inevitabile. Solo con il tempo tutti manifestano disturbi. Alcuni svilupperanno malattie molto gravi, alcune malattie più lievi, ma di sicuro nessuno passa indenne da un'abitudine al tabagismo pesante e soprattutto che si manifesta nel tempo. Per cui è una battaglia che non siamo riusciti a vincere, su cui abbiamo provato varie metodiche, dalla foto sul pacchetto di sigarette cruenta con la tracheotomia o l'immagine del cancro, però fin qua siamo arrivati e però più in là non siamo riusciti ad andare. Per cui non è una battaglia che abbiamo vinto, ma su cui noi continuiamo ad insistere, per il fatto soprattutto che i giovani non devono iniziare a fumare, ma che per il fumatore a tutte le età è il momento buono, giusto per smettere di fumare. Si consiglia ad esempio di iniziare l'anno, il primo dell'anno, con la sospensione del fumo, che è un invito che diamo anche oggi. Approfittatene di una data che può essere emblematica di cambiamento, che è quella del primo dell'anno, per dire basta, smetto di fumare e faccio un investimento sulla mia salute. Perché fumare vuol dire essere esposti a un rischio non solo respiratorio ma anche cardiaco, perché ha un effetto vasocostrittore, quindi chiude le coronarie, e quindi i fumatori hanno un doppio rischio sia respiratorio che cardiaco, e quindi tutti insieme dobbiamo cercare di fare ulteriore prevenzione, ulteriore informazione per ridurre questa percentuale che, ripeto, è molto consistente e oltretutto impegna notevolmente il sistema sanitario, visto che le complicanze cardiache e respiratorie sono all'ordine del giorno. Grazie veramente, dottor Micheletto, per questo appello che ha fatto. Ecco, non dobbiamo mai abbassare la guardia, i giovani sono il nostro futuro, dobbiamo fare prevenzione e perciò dobbiamo far capire, ecco, l'importanza di non fumare. Anche i genitori devono capire che devono dare dei messaggi di non fumare, non di incentivare. Tanto è giovane, tanto l'ho fatto anch'io, cosa vuoi che sia una sigaretta 2? No, non va bene. Allora, quello invece che vorremmo sentire oggi, ringrazio Marco Toresan, presidente appunto dell'Associazione Padovani Incontinenti e Stomizzati, invece questa associazione che vuole dire, che vuole essere ascoltata, che vuole invece far capire che non sono degli invisibili, esatto, che una volta si vergognavano, ecco, a andare in prima linea anche su certe manifestazioni. Invece Toresan è riuscito a fare questo salto di qualità e ti ringraziamo. Com'è la situazione? Siete ancora invisibili oppure qualcosa sta cambiando? Qualcosa si sta muovendo. Buona notizia, dai. Allora, la prima cosa, la nostra associazione, che oltre a lavorare a Padova, in provincia, lavora anche in qualche comune qua del territorio. Adesso la voce la cominciamo a dar grossa la voce, perché siamo entrati in un tavolo del comune di Padova, nella rete delle associazioni, siamo dentro in 8 membri e facciamo da portavoce di tutte le associazioni sociosanitarie del comune di Padova. E questo qui è stato un grande obiettivo anche per la nostra associazione, perché
adesso il problema di stomie, incontinenza e tutto il campo urologico e incontinenza non è più nascosto, ma è ben visibile alla luce del giorno. E noi ne andiamo fieri perché adesso ci sono dei progetti con tutta la regione Veneto, con l'USL, i centri di incontinenza, la rete dell'incontinenza, che purtroppo in Veneto i numeri sono da spavento. Sono 75.000 donne portatori di pannoloni dichiarati all'USL. E noi crediamo che dar voce a questi 75.000 donne, anche oltre ai maschi operati di prostata o per tumori oncologici o grandi malattie infiammatorie o incidenti stradali o qualche problema di salute, è giusto che le nostre associazioni diano voce a tutti questi pazienti. Io vedo che quando andiamo in giro per i reparti trovi una donna, un uomo, un ragazzo, un bambino che i genitori o loro ti dicono non ce la faccio più. Non ce la faccio più perché la diagnosi è di un tumore, un cancro terminale, e vedi là che piangono tutto il giorno. Allora quello che noi riusciamo a fare, quel poco che ci lasciano andare per i reparti ancora, perché c'è ancora il Covid, c'è un po' delle restrizioni con la mascherina eccetera, vedi che quando parli con questi pazienti ti rancurano il cuore, ti rendono felice perché la tua missione vedi che viene esaudita, ti ascoltano e piangi assieme con loro perché il problema lo hai vissuto anche te in prima persona e vedi che proprio quando esci dalla stanza, che hai parlato telefonicamente o via WhatsApp, eccetera, gli rendi la vita meno complicata, passano di 5-10 minuti di serenità e questo per me è importantissimo. Senti Presidente, però tu mi hai raccontato, ci diamo del tu perché facciamo volontariato assieme, siamo insieme, che il problema grande l'hai avuto anche nel posto di lavoro. Sì, all'epoca sì. Ecco, adesso com'era la storia e com'è invece la storia adesso, Toresan? Beh, allora, prima dove lavoravo, da persona operaio normale, e purtroppo mi sono ammalato anch'io con una grave malattia. Il momento del computo lavorativo, il datore di lavoro o i soci dell'azienda dove lavoravo non hanno voluto farmi il computo lavorativo. E secondo me queste ditte vanno multate, ma non con bazzecole di multe, ma vanno multate con il massimale delle multe, perché anche noi che abbiamo qualche problema di salute o qualche problema che che ci sono anche disabili più o meno gravi, queste persone vanno incentivate a lavorare, perché anche noi portiamo profitto all'azienda, anche se guardiamo il PC, scriviamo una lettera, una mail, diamo sempre un profitto all'azienda, perché noi abbiamo bisogno di lavorare, io o altri, perché almeno siamo autonomi e capiamo il mondo del lavoro, che adesso è sempre un corsi Ma adesso qui in che dietro. cosa è cambiato? Dove vedi i cambiamenti, Toresan? Perché allora le associazioni stanno dando informazione e anche i tavoli della disabilità in cui noi siamo dentro da poco tempo e cerchiamo anche con l'USL, vogliamo dare informazioni alle ditte che ci sono le categorie protette. E le categorie protette o in qualunque posto di lavoro che c'è lo devono trovare, perché la ditta, prima cosa, è un sgravio fiscale, crea un benessere alla famiglia che c'è per la persona che ha bisogno di lavorare e anche noi crediamo produttività, in qualunque modo noi siamo capaci, anche se andiamo lentamente. Ma il lavoro lo fate? Noi il lavoro lo facciamo, anzi ci impegniamo ancora meglio di un dipendente normale, perché ci crediamo nella mansione in cui siamo stati assunti. E non vi sentite più invisibili. Abbiamo Giusy in linea, poi continuiamo, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti, sono in macchina perché sono appena venuta a casa da una casa di riposo. Vabbè, e devo chiedere al dottore, volevo chiedere cosa contiene la sigaretta elettronica su quel liquido lì, perché non è che sia tanto meglio di quelle originali.
addirittura hanno scoperto, hanno trovato che certe persone con la droga dentro, addirittura che i drogati si prendono anche quelle, insomma, per sniffare, al posto di sniffare si prendono quelle, insomma, ecco. Volevo sapere al dottore cosa c'è nel liquido di quelle lì elettroniche. Vi ringrazio, vi saluto e tanti auguri a tutti. Grazie Giusy, ricambiamo gli auguri, prego dottor Micheletto. Ma insomma, su questo argomento c'è stato grande dibattito. Recentemente la Società Italiana di Tabacologia ha fatto anche il convegno a Riva del Garda e c'è stato ampio dibattito su questo argomento. Ovvio che col termine sigaretta elettronica c'è dentro un mondo, nel senso che ci sono vaporizzatori con sostanze più o meno aromatiche, ci sono sigarette cosiddette elettroniche che hanno un basso contenuto di nicotina, quindi c'è un po' di tutto in questo mondo. Diciamo che il messaggio corretto è: queste sigarette nel loro insieme non sono salutari, non fanno bene, però fanno meno male delle sigarette normali. Quindi per la persona che ha fumato da 30 anni 20 sigarette al giorno è evidente che può essere in grande difficoltà a smettere, perché è una dipendenza il fumo, la nicotina dà dipendenza e quindi potrebbe essere una buona soluzione cosiddetta a ponte per smettere di fumare. Ovvio che la soluzione ideale è smettere di fumare, punto, ma per altri che mentre questo è molto difficoltoso potrebbe essere un periodo in cui a seguito della sospensione del fumo può usare queste sigarette elettroniche, ma con l'obiettivo di non abusarne, cioè di non eccedere nel numero di ore di esposizione e che soprattutto possa servire alla sospensione completa. Quindi non sono salutari, non sono immune da rischi, ma sicuramente rispetto alle 20 sigarette classiche hanno meno effetti negativi sulla salute. Dottor Micheletto, io penso che sia importante anche questa telefonata di Giusy e la spiegazione di questa sigaretta elettronica, perché stava passando il messaggio: no, ma sta fumando con la sigaretta elettronica, non fa niente. Ecco, noi dobbiamo dire le cose come stanno, come ha fatto lei, perché anche questa è prevenzione ed è molto importante sapere. Come abbiamo sentito, Giusy non sapeva, abbiamo bisogno di conoscere, deve arrivare un'informazione sempre corretta. Ecco, questo serve anche la trasmissione che faccio con gli addetti ai lavori seri e competenti. Allora andiamo a vedere anche la locandina di Troresan, che è un amico caro, una bravissima persona. Quanto ha lottato questo ragazzo per non sentirsi adesso invisibile, grazie anche al dottor Santoro a Treviso, sì, che dobbiamo ricordarlo, esatto, che anche lui sempre in prima linea. Guardate che bello, mostra dei presepi Silea 2023, un'altra mostra dei presepi dove tu ci sarai, ma non solo. Guardiamo anche questo video che ha portato Marco Troresan, questo video di un presepe, perché lui ci tiene, mi ha chiamato, allora andiamo a vederlo. Eccolo qua, guardate che bello anche questo presepe. Ecco, cos'è questo? Beh, questa qui è la mostra che abbiamo organizzato con l'associazione Vivi a Colori e gli amici del presepio di Silea e l'associazione Apici di Padova. Abbiamo organizzato questa mostra internazionale di presepi presso il Centro Culturale Carlo Tamai. Ma abbiamo presepi molto speciali perché sono fatti dalle scuole del territorio e dalle associazioni di disabili particolari, dei CEOD. E secondo me la partecipazione delle scuole e dei CEOD è una partecipazione speciale, certo, perché io la vedo così, perché il presepe oltre alla forma artistica ti dà un'emozione, perché anche chi ha problemi cerca di lavorare nel meglio che chi può e fanno opere magnifiche. Semplicissimi ma magnifiche. Ma non è in quanto l'opera, Troresan, è quanto il messaggio di pace, che danno, ecco, di solidarietà. Esatto. Ecco, Giulia amava i presepi. Abbiamo sentito Gino Cecchettin che spiegava che quando ha detto alla figlia: ma perché Giulia è una cosa un po' sorpassata il presepio? No, ha detto lei, perché è la cristianità. Ecco, esatto, veramente vedi la famiglia, vedi le cose belle nel presepio. Dottor Micheletto, quante cose belle vede anche lei
questo mezzo bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, questi vaccini hanno cominciato a capire l'importanza? Com'è la situazione? Prego. Beh, sa, noi ci siamo lasciati alle spalle 3 anni orribili, perché io sono arrivato ad avere 80 letti di Covid, quindi quest'anno è stato un anno da questo punto di vista decisamente migliore, migliore nel senso che abbiamo potuto occuparci di altre malattie, perché non c'è solo il Covid, ovviamente ce ne sono molte altre. E il Covid ha spento la sua aggressività, nel senso che polmoniti ne vediamo molto poche, non vediamo più i casi che abbiamo visto purtroppo per oltre 2 anni e mezzo. Attualmente le persone a rischio sono quelle con malattie e sono purtroppo gli anziani, che andrebbero innanzitutto messi in sicurezza dai propri parenti, perché quotidianamente vediamo persone anziane con malattie che erano praticamente più o meno a casa, ma evidentemente qualcuno gliel'ha portato, quindi prima di tutto vanno messi in sicurezza da parte da chi gli sta vicino. Diciamo che per quanto riguarda la vaccinazione di queste persone, attualmente la vaccinazione è consigliata solo per le persone a rischio e rientrano coloro per età o per comorbidità. Purtroppo diciamo che la percentuale non è stata molto consistente, non tanto per convinzioni personali secondo me, ma perché è stato anche molto più difficoltoso in questo periodo vaccinarsi, per cui regolarmente sento di anziani che hanno tentato in vario modo ma che sono stati in difficoltà nel farlo perché il proprio medico non aveva il vaccino, perché il farmacista non aveva il vaccino, perché non ci sono più i centri vaccinali che c'erano stati fatti negli anni precedenti, per cui da questo punto di vista è un po' limitato. Fermo restando, ripeto che la situazione attualmente è molto buona. Il numero di pazienti ricoverati in ospedale è molto basso, a dimostrazione ulteriore che per immunizzazione naturale, per vaccinazione, perché il virus è mutato, attualmente causa rarissimamente una grave malattia, ma per lo più causa una sindrome influenzale, che non è mai banale in realtà, però insomma siamo sempre nell'ambito di una influenza che passa nel giro di qualche giorno. Molto chiaro, la ringrazio, ecco perché è un'informazione, quella avete sentito, i più deboli, i più fragili, veramente quelle persone a rischio devono vaccinarsi e mettersi in protezione, soprattutto adesso durante le feste di Natale, questi pranzi, questi saluti, fate attenzione perché abbiamo questi scrigni d'oro che sono fragilissimi. Andiamo a vedere questa campagna informazione salute incontinenza Cian-Trolese Camper. Andiamo a sentire cosa dice la dottoressa Cian e la dottoressa Trolese che hanno girato con questo camper. Nonostante 2 anni di pandemia, il centro incontinenza dell'USL 2 inaugurato nell'agosto 2019 non si è mai fermato e ad oggi sono 13.000 i pazienti presi in cura, un dato significativo che dimostra come quello dell'incontinenza sia un problema molto diffuso tra la popolazione, non solo anziana. È un problema che prende tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani. Nonostante l'alta incidenza nella popolazione, spesso i pazienti, a causa della vergogna e della paura, faticano ad avvicinarsi agli specialisti. Abbiamo un tasso di popolazione molto alto, soltanto pochi si approcciano a quello che è la cura. I pazienti accedono al centro e allo specialista di riferimento con molta difficoltà. Anche quando è troppo tardi, forse alle volte? Devo dire di sì, alcune volte è troppo tardi. Nasce proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul problema dell'incontinenza la campagna informativa attraverso il camper che tocca le principali piazze venete. Cerchiamo appunto di portare la conoscenza dell'incontinenza con queste campagne. Ci spostiamo in tutto il territorio, abbiamo 15 tappe e cercheremo di far presente che c'è possibilità di risolvere il problema. Diamo proprio informazioni specifiche di che cos'è il centro incontinenza, di cosa si occupa il centro e di chi sono gli specialisti che ruotano all'interno del centro incontinenza all'ospedale di Treviso. Abbiamo Marianna da Camisano Vicentino. Ciao Marianna. Carissima, ogni bene
e gli auguri, prima che mi dimentica, a tutti, a tutti. Volevo semplicemente dire una cosa, mi ho fumato per 60 anni, non tantissimo, però 60 anni, adesso che ne ho 82. Nell'80 ho fatto la vaccinazione e mi dispiace tanto, figlioli, mi sono assistente vecchia sanitaria, quindi dovrei essere anche, come si può dire, a favore, lo sono in teoria. In pratica, personalmente, a me mi ha distrutto dopo la vaccinazione 3 settimane di malattia, come che fosse malattia vera. Mi sono curata in casa perché c'era un medico condotto che era andato in pensione, il successore non lo avevo contattato e me la sono curata sola. Conclusione, dalla sera alla mattina, per tornare al fumo, a novembre mi ho smesso di fumare, senza aiuti, senza maiore, senza aiuti, è successo così. E la pressione è andata per i cavoli suoi, ero sempre sta ipotesa, addirittura dall'ipotimie, sempre sta ipotesa. Mi sono trovata a pressione alta e ancora adesso la subisco, ma lasciamo perdere. Quindi voglio dire, sì, il fumo è importante, lo smettere non è così difficile, perché torno a dire, non so, come si può dire, una persona che fa le cose, sarebbe tiepida, faccio fatica a prendere decisioni drastiche, però è successo, in vista di questa pressione che va per i cavoli suoi, ma non so cosa dire. Guarda, la vaccinazione, torno a dire come vecchia assistente sanitaria, la consiglio a tutti tranne che a me. Punto. Vi assicuro le mie, come si può dire, il mio bene per voi. Ogni bene, Mirella, la tegna duro sa la nostra roccia, per lei e per i protetti che protegge. Grazie cara Marianna, grazie di cuore, veramente ti chiamerò personalmente per ringraziarti di tutto e di più. Allora dottore, riesce a dire pochissimo, perché abbiamo un minuto, a Marianna, cosa vuole dire in pochissime parole? Ma dico che smettere di fumare è possibile, effettivamente la maggior parte delle persone da un giorno all'altro smettono e quindi questo è possibile. Per altre è sicuramente più complicato, quindi è difficile fare una regola generale, insomma, però l'invito è a smettere, anche perché è difficile ma non impossibile. Grazie veramente, tanti auguri al dottor Claudio Micheletto, direttore pneumologia ospedale Borgo Trento di Verona. Grazie dottore, auguri a lei, a tutta la squadra e alla famiglia. Facciamo vedere anche gli orari del presepe, così salutiamo anche il nostro Marco Toresan, questo ragazzo, questo uomo che ha il coraggio di metterci la faccia, ha avuto il coraggio di portare avanti anche queste importanti veramente, ecco, vediamo la mostra dei presepi di Silea, adesso vediamo i nostri orari della mostra di Villa Margherita per il presepio di Giulia Cecchettin, molto importante per lasciare un messaggio a questi veramente femminicidi che abbiamo. Come ci saluti Marco? Beh, allora intanto voglio augurare a tutti i miei volontari, i soci, è una persona speciale che ho conosciuto in ospedale e gli faccio i miei più grandi auguri di buon Natale. E anche a tutti chi che mi conosce, ai miei colleghi di lavoro, gli auguro un felice Natale e anche vi aspetto chi vorrà di passare a Silea a vedere tutto un giro di presepi quest'anno, esatto, che porta bene. Grazie a Marco Toresan, grazie tantissimo anche a voi. La posta di Mirella.